Natale tu puoi chiedere proprio di tutto: un viaggio interessante, un albero da frutto, una bicicletta Felchen per girare il mondo, un gorilla di pianura che vive nel Congo, un piccolo serpente, chiamarlo anaconda, uno stampo per salami, una squadra tonda. A Natale chiedi tutto quello che ti piace, ma se ti avanza un desiderio, chiedi anche la pace. Nella tua scuola fontanelle chiedi 2 ricreazioni, snack e merendine sganciate con i droni. Pensa che figata la palestra o biblioteca, che all'occorrenza schiaccia un tasto diventa discoteca. E i vostri professori che sono così bravi dietro una console a gridare sulle mani. A Natale chiedi tutto quello che ti piace, ma se ti avanza un desiderio, chiedi anche la pace. A Natale puoi persino fingerti diverso e diventare un astronauta che esplora l'universo, un calciatore tatuato della tua squadra preferita, capocannoniere che segna ogni partita. Puoi essere anche l'uomo più potente della terra, che ha deciso che vuole far sparire ogni guerra. A Natale puoi essere quello che ti pare, un poeta, musicista, cantore dell'amore. A Natale chiedi tutto quello che ti piace, ma se ti avanza un desiderio, chiedi anche la pace. A Natale chiedi tutto quello che ti piace, ma se ti avanza un desiderio, chiedi anche la pace. Io sono Pablo Bidello, nella scuola Fontanelle, con voi vivo ogni giorno cose molto belle. E siccome scrivere canzoni a me piace, ho scritto questa per augurare A voi studenti, colleghi e professori, buon Natale di pace! Buon Natale! Buon Natale! E ringrazio Pablo Perissinotto per questa bellissima canzone, molto bella, allegra, fa vedere tante persone, tante situazioni, tante età. Saluto e ringrazio Marzio Favaro, il professor Marzio Favaro, docente. Buongiorno professor Buongiorno. Favaro. Allora cosa dice questi ragazzini a scuola, i bidelli, le maestre, gli insegnanti, i giovani? Ecco, come vede lei la situazione? Lei è un professore anche sociologo, a mio avviso molto importante, perché bisogna anche essere nel pezzo con loro, parlare, guardarli negli occhi, osservarli per capire dove vogliono andare, dove stanno parando. Cosa sta vedendo, professor Favaro? Beh, intanto un saluto a tutti e un grazie a te Mirella per l'invito. Dico la verità, io sono rientrato nei ranghi della scuola un mese fa e ho trovato dei colleghi stupendi, gentilissimi, preparati, che si danno da fare con passione per educare i nostri figli e per quanto riguarda i giovani sono sempre gli stessi, sono una risorsa straordinaria. Dire che i giovani è un problema è una stupidaggine, i giovani sono una risorsa, casomai siamo noi anziani il problema. La verità è che probabilmente la scuola oggi soffre di una sovrastrutturazione burocratica che trovo anche un po' insensata per quella che dovrebbe essere una comunità educante, ma credo che se la nostra società ha una speranza, questa speranza si trovi proprio nella dimensione della formazione scolastica. Professor Favaro, però c'è una cosa che volevo chiedere. Lei, oltre a professore, insegnante, a docente, è un politico, è stato un politico di lungo corso. Io mi ricordo ancora quando lei era assessore alla cultura
con il presidente Zaia al Duomo, e lei cercava di far capire l'importanza della cultura. Penso che sia stato uno dei primi ad aprire proprio Treviso alla cultura come provincia. Il problema è che poi ci siamo ritrovati con la politica, certa politica, non tutta, ma una buona parte, che incolpava la cultura di non trovare riscontro. Ecco, investire nella cultura non era necessario, non era un problema, cioè la cultura diventava un problema, sì, investivi. Poi adesso ne vediamo i risultati, ecco, quando stringiamo i cordoni della borsa vediamo sempre che per la cultura, per la ricerca c'è poco. Eppure non siamo noi, è una certa politica che ha portato a questo, una burocrazia, ma chi l'ha messa, professor Favaro? Di sicuro non noi. Ecco, io non do la colpa a nessuno, però io dico che tutta la politica dovrebbe al mattino guardarsi allo specchio e dire cosa ho fatto di male, cosa ho fatto di buono. Perché mi sembra che siamo ormai veramente a un bivio dove non riusciamo a capire chi c'è dietro l'angolo, perché la gente vede nemici dappertutto. Di sicuro non siamo stati noi, neppure i giovani. Ecco, io continuo a cercare di portare messaggi di quei ragazzi bravi, no bravi ragazzi, ragazzi bravi, che tutte le mattine si impegnano nella scuola, nella cultura e nel mondo del volontariato, anche se non li fanno mai vedere, ma ci sono. Ieri abbiamo sentito Amnesty International cosa ha detto. Ecco, cosa è successo alla politica? Una volta io mi ricordo con la Democrazia Cristiana, lei lo sa benissimo, dovevi fare un percorso molto importante prima di ricoprire certe regole e certe poltrone, perché se non sei preparato non puoi inventarti la politica, non puoi inventarti il bene della tua comunità. Prego, professore. Allora, c'è una visione della cultura che va assolutamente corretta, ed è quella visione che in qualche modo è stata imposta nel sistema mass mediatico, che vede la cultura come la dimensione del tempo libero. Quindi prima lavoro, poi alla sera, quando sono stanco, per rigenerarmi mi guardo un film, oppure leggo un capitolo di un libro, oppure a fine settimana vado ad assistere a uno spettacolo teatrale. La dimensione del tempo libero non è la dimensione della cultura, semmai la dimensione della cultura è la dimensione del tempo liberato dagli impegni quotidiani, momento nel quale si cerca di ritrovarsi e di rivedere quelle infrastrutture e strutture mentali che ci consentono di interagire meglio nella realtà. Rubo un'espressione al professor Pierluigi Sacco dell'Università di Venezia, un economista che si è occupato dei sistemi culturali. La cultura dovrebbe essere intesa come l'anello iniziale della catena di produzione di valore, non come l'anello terminale. Io sono stato sindaco a Montebelluna. Montebelluna è una città importante a livello internazionale nel settore dello sport system, cioè della produzione di abbigliamento, calzature e attrezzi sportivi, e il successo della città di Montebelluna è legato alla sensibilità di designer che a livello artigianale hanno saputo costruire e inventare prodotti di altissima qualità. Anche questa capacità produttiva è cultura. Quindi l'idea che la cultura sia semplicemente esornativa, decorativa, serva come fiore all'occhiello per un'amministrazione al fine di palesarsi ai cittadini come un'amministrazione completa, è una visione assolutamente distorta. La cultura è una dimensione centrale per tutti. Non a caso e correttamente negli ultimi 20 anni le scuole superiori sono di fatto diventate una continuazione della scuola dell'obbligo, ed è opportuno che sia così. Perché? Perché viviamo in un mondo che è sempre più complesso, perché la tecnologia ci ha messo a disposizione delle risorse straordinarie che però comportano con sé anche responsabilità nuove. Un ragazzo oggi, per muoversi in un mondo come quello che si sta affermando, ha bisogno assolutamente di avere un bagaglio di strumenti culturali utili per interpretare la realtà. Il fatto che la politica dedichi poca attenzione alla dimensione della cultura segna il fatto che la politica si è ridotta alla dimensione dello spettacolo, si è schiacciata nella dimensione della comunicazione, soprattutto oggi non più mass mediale attraverso i giornali che richiedono un minimo di riflessione, soprattutto attraverso il meccanismo dei social. I social sono uno dei tanti strumenti che la nuova tecnologia informatica ci mette a disposizione,
ma sono dei luoghi che funzionano come un coltello a doppia lama. Possono essere utilizzati positivamente, ma possono anche essere utilizzati per manipolare l'opinione pubblica. Molti politici sono convinti che l'importante sia guadagnare il consenso a qualunque costo e subito, cioè oggi per domani mattina. Lasciano perdere le scelte di lungo respiro, che possono essere anche scelte dolorose, almeno in prima battuta, per i cittadini, impopolari, come si diceva una volta, e preferiscono dare ai cittadini la risposta immediata. Ed è l'errore fondamentale che oggi la politica sta facendo, perché a forza di improvvisare, seguendo l'onda degli umori dell'opinione pubblica, si finisce col compiere scelte che non sono corrette. Faccio un esempio, tornando alla dimensione della scuola con la quale abbiamo esordito. La scuola oggi è diventata il luogo dove si scaricano tutti i problemi che la società ha al suo interno. Le famiglie si stanno disgregando. Bene, serve che all'interno della scuola si faccia un corso sull'affettività, visto che i genitori non riescono più a educare i figli. Ma i ragazzi non hanno più educazione. Bene, si scarichi qualche ora di educazione civica sulle spalle degli insegnanti. Ma qualcuno potrebbe star male per strada. Ecco che c'è il politico che improvvisa e dice: facciamo subito corsi di primo soccorso all'interno della scuola, dimenticando che la scuola ha un compito diverso, che è quello di educare i ragazzi anche ai contenuti disciplinari, che le ore nel corso dell'anno sono poche, e tutte queste attività che vengono precipitate all'interno della scuola servono più che altro a spezzettare il lavoro che i docenti dovrebbero sviluppare all'interno delle loro materie. Noi abbiamo bisogno di una politica che torni a pensare, e avremo bisogno anche di superare quella fase di democrazia diretta che è stata introdotta in Italia da Berlusconi. Io so che qualcuno santifica Berlusconi dopo la sua morte, ma Berlusconi è stato un imprenditore con i suoi pregi e i suoi difetti. Fra le sue responsabilità non positive, io concentro l'attenzione sul fatto che ha introdotto in modo massivo l'uso dei sondaggi per avere l'opinione dei cittadini. La democrazia, come noi la intendiamo, è una forma di democrazia delegata. Si dà la fiducia a un gruppo di politici per 5 anni, dopo 5 anni si arriva al re della razionem. Se i cittadini sono stati soddisfatti, riconfermano la loro fiducia ai politici. Se non sono soddisfatti, li mandano a casa e li sostituiscono con un'altra leva, con un'altra classe dirigente. In quei 5 anni il politico non dovrebbe essere ossessionato dal consenso dell'oggi per domani mattina, perché vi sono dei momenti in cui bisogna prendere scelte che possono essere persino dolorose per l'opinione pubblica, e l'opinione pubblica potrebbe riuscire a digerirle magari dopo 1 anno o 2. Se uno deve misurare invece il suo consenso quotidianamente, è ovvio che cercherà di evitare di prendere scelte che potrebbero compromettere quel consenso che gli consente poi di stare lì, di occupare quella poltrona, di avere quel ruolo. Io ne ho fatto una piccola esperienza, e qua c'è una responsabilità anche del mondo giornalistico. Quando ho deciso di pedonalizzare il centro della città di Montebelluna, mi serviva pedonalizzare per 2 aspetti. Il primo, rendere il traffico più fluido, ridurre l'inquinamento e garantire un accesso più rapido all'ospedale cittadino. Non dimentichiamoci che quando una persona sta male, in stato d'emergenza, anche 1 minuto perso potrebbe rivelarsi fatale. In secondo luogo, volevo restituire alla città un'agorà, una piazza dove i cittadini potessero incontrarsi, fare politica, fare cultura e via elencando. Ebbene, il mondo della stampa all'inizio spingeva affinché si avesse il coraggio di fare una scelta che Montebelluna aveva rinviato per 50 anni. Nel momento in cui la sperimentazione della pedonalizzazione è iniziata, apriti cielo, anche l'ultimo che passava per la strada e non era d'accordo aveva i titoloni sui giornali, perché la polemica favorisce la vendita dei giornali. È chiaro che molti politici, in un sistema come questo, dove il consenso passa anche attraverso i giornali, i telegiornali, eccetera, prima di fare una scelta scomoda ci pensa non 1 volta, 2 volte, 3 volte, e diventa la politica degli annunci che poi non trovano mai una realizzazione concreta. Perché diventa più facile dare mance, fare leggi che sono delle mance a certe categorie, nella speranza
di poterne intercettare poi il voto degli aderenti a queste associazioni di categoria al momento delle votazioni. Credo che serva un ripensamento generale della politica. Molto chiaro, Favaro. Diamo la parola al nostro Rinaldo da Venezia. Vai, so che eri in attesa, ma hai sentito che parole importanti, come ha spiegato bene il professor Favaro, ecco, la sua visione della politica. Prego. Ciao Mirella e buongiorno professore. Noi altri dobbiamo ancora capire che non c'entra giovani, vecchi, una volta. I giovani, dal suo modo di vivere, vivemo del 2025 al 2000, non è più i tempi di Marco Cacco. I giovani, dai vecchi, la solo che da imparare, non che i vecchi non servono, i vecchi non è voi, ma le cose siamo lì a parlare. Neanche ai giovani che mi insegnano a crescere, che dobbiamo preparare la strada. Quello che non capisco i politici adesso, sa cosa che mi capisce? Che avvenire un giovane, cosa che abbiamo dei esempi. Questo sì. Un giovane studia, si laurea, il suo diploma, dove va a lavorare? Se non va il papà inerente al lavoro che fa, non va a fare l'operaio con 1.200 euro al mese, giusto? Non puoi farsi una famiglia, non puoi trovare casa, non ha sicurezza, non ha niente. Per cui scampa via. È un po' un politico che a fine del mio minimo al mese di stipendio basta a dargli la bocca e aggrava la scacciera. I primi soldi che tappavo, sui primi che pagavo i contributi perché ero un ambulante, vabbè. E ora vuoi imparare a pagarmi le robe. Ma adesso un figlio non c'è più la cultura che abbiamo tutti. Perché anche un contadino deve cultura nelle sue robe che fa, perché un maestro. È erudito, non colto, è erudito. Grazie, brava. Rinaldo, fammi andare avanti, se no non ce la faccio. Buongiorno a tutti. Grazie caro Rinaldo. Grazie caro Rinaldo. Allora, professor Favaro, però Favaro c'è una cosa che non mi torna. Allora, lei parlava appunto della politica, però lei faceva parte di un governo che è stato anche con Berlusconi molti anni, e soprattutto questo partito e anche il partito di Berlusconi, Forza Italia, la Lega dal 38, quasi il 40%, adesso ce la troviamo all'8 e fa fatica ad arrivare al 9%. Forza Italia è al 7-8 anche lei, però più di là non si va. Allora, forse la storia non ha insegnato, come dice lei, se semini vento poi raccogli tempesta, non c'è niente da fare, il cittadino non è così stupido, non va a votare ma non è stupido, capisce, e soprattutto si è disaffezionato ai politici. Io non credo alla politica, ai politici che vogliono rappresentarlo, perché quando sento, sa, professor Favaro, le persone che ti hanno votato, non sono tutti i veneti. Ecco, questo allargare sempre, cercare di prendere il massimo del massimo quando sai benissimo che non è vero, non è così la storia. Poi alla fine questo che guarda dice: ma questo politico per me cosa ha fatto? Cosa mi ha dato? Cosa ho raccolto? Perché come vediamo la situazione no grave, è gravissima, professor Favaro. Io ho un banco solidale, come me tantissime altre realtà, e vediamo che è una cosa allucinante come vivono le nostre famiglie che lavorano, no? I barboni, le famiglie che lavorano, che non riescono a arrivare neppure alla seconda settimana del mese. Casi drammatici, terribili, diversamente giovani, la sanità, la scuola. Mettiamo tutto, alla fine il paese sta scoppiando e lei lo sa benissimo, anche se vogliono far vedere che anche questo dicembre spenderemo molti di più, tavole imbandite, piste da sci. Non le sembra che la politica dovrebbe iniziare a vedere la realtà, quella che è del paese, tante persone senza lavoro, fabbriche che hanno chiuso tantissimi, artigiani dimezzati, gente che lavora e ripeto lavorando diventi povero. Cosa è successo alla politica? Professor Favaro, lei è sempre stato
uno come Beppi Covre, io lo ricordo sempre Beppi, un grande che aveva il coraggio anche di andare contro il partito quando le cose non andavano bene, ma perché anche questo partito non riesce a capire che non può continuare così? Non si può parlare di pista da bob, di ponte dello Stretto nel momento che abbiamo un paese che ha gli sgorri. Io oggi ho il Banco Solidale aperto, professor Favaro, e con me tantissimi altri. Andate a vedere a Milano le mense per andare a mangiare i poveri che vanno a mangiare, ma noi poveri barboni, la gente che non riesce a trovare un tetto, che lavora e non riesce veramente a vivere decorosamente. Prego, professor Favaro. Come te io credo di avere un minimo di polso della situazione perché sono stato per 10 anni sindaco della città di Montebelluna e mi ricordo soprattutto durante i momenti più acuti della crisi internazionale iniziata nel 2007 che la mia protezione civile era impegnata soprattutto a dare assistenza alle famiglie non dei poveri tradizionali, di famiglie che fino a poco prima comunque ce la facevano a vivere dignitosamente e all'improvviso si erano ritrovate invece in difficoltà ad arrivare alla fine mese. C'erano persone che andavano nella sede della protezione civile nelle tarde ore serali per ritirare qualche pacco di cibo per riuscire ad arrivare a chiudere il mese con qualcosa sulla tavola. Conosco questa dimensione e infatti come tu sai io ho sempre evitato la retorica del va tutto bene, siamo i migliori, eccetera, eccetera, eccetera. Non mi appartiene ed è anche questo il motivo per cui io, come l'amico Beppi Covre, siamo sempre stati un po' scomodi come voce all'interno del movimento. Qualcuno ci ha Favaro, definiti... la fermo un secondo perché abbiamo Marina al telefono, se no mi cade la linea, sa come funziona, ma poi riprendiamo subito. Buongiorno Marina, che piacere sentirla. Buongiorno signora Mirella Pizzato, ho chiamato solo per fare tanti auguri a lei, alla sua famiglia, a tutti i suoi colleghi, a tutte le persone per bene alla fine. Saluto anche il signor professor Marzio Favero che era sindaco di Montebelluna ai tempi di quando mi ha dato una mano quando eravo là per richiedere quella che mi hanno derubato. Ancora gli auguro tutto bene del mondo alle persone per bene, ma agli altri gli auguro tutto quello che si merita che hanno fatto del male. Vi auguro, le bacio le mani, vi auguro, non lo so come, buon fine anno, buon inizio del prossimo, tutto bene del mondo, a tutte le persone per bene. Grazie caro Marin, grazie, mi fa molto piacere sentirti, ti ringrazio di cuore anche per questi auguri che ci fai, sono auguri di una persona per bene che veramente ha visto... Quella che hanno scritto il pubblico ministero, i giudici nel decreto penale di condanna, sono stato un criminale. Lei non è al corrente con la... Guarda che a certi criminali siedono su certe poltrone, lascia perdere, Valare, non ti preoccupare, guarda da un'altra parte e vai dritto per la tua via come hai sempre fatto e speriamo che qualcosa di utile arrivi anche a te, perché non è possibile essere calpestati in quella maniera solo per avere i propri diritti. Ciao caro Maria, auguri anche a te e a tutta la famiglia. Ecco, abbiamo sentito chi è, vero Favaro, questo Marin, poveretto, questo uomo truffato dalle banche, da Veneto Banca. Prego. Sì, me lo ricordo. Probabilmente la condanna riguarda le proteste che ha fatto davanti alla sede ex sede di Veneto Banca. Quella fu un'altra situazione di crisi che mi trovai a affrontare come sindaco e che mise in difficoltà tantissime famiglie che avevano contato su quell'istituto. Qua la vicenda è troppo complessa per essere affrontata in questa trasmissione, ma certo si sono mescolate assieme responsabilità della dirigenza locale con responsabilità a livello nazionale, perché rimango convinto che si potesse salvare il nostro istituto bancario. Non si è voluto farlo e la politica veneta ha avuto una voce troppo flebile. Torno all'amico Beppi Covre perché è giusto ricordarlo. Io e lui siamo stati accusati di essere degli eretici. Io dico assolutamente no. Anche se Covre si era affezionato a questa definizione, perché gli dava una patina, un'aureola un po' eroica, io dico che in realtà tanto io quanto lui eravamo due ortodossi, eravamo dei federalisti ortodossi, convinti che la Lega dovesse portare avanti prioritariamente il messaggio per la quale era nata. Noi eravamo contrari allo sbandamento della secessione,
che fu soprattutto un'opera propagandistica, poi contrari allo sbandamento della devoluzione, perché si trattava di un disegno di riforma istituzionale molto debole, infatti non è stato votato nemmeno dai cittadini all'atto del referendum, così come eravamo contrari alla svolta a destra che Salvini ha impresso al movimento. Salvini ha un merito, quello di aver preso in mano un movimento che era ridotto ai minimi termini e di avergli voluto dare un respiro nazionale, cosa sulla quale io ero e sono d'accordo, perché non si può pretendere l'autonomia solo per la propria regione, sarebbe una logica più che egoistica, miope, perché è l'intero sistema Italia che va riformato in chiave federale. Ma non ho apprezzato la svolta sovranista, perché sovranismo è il termine elegante che viene utilizzato per sdoganare il nazionalismo, termine sul quale è caduta la damnatio memoria, visto che ha precipitato l'Europa in 2 guerre mondiali. Purtroppo non è che lo scenario internazionale sia molto rassicurante e francamente io credo che invece di essere sovranisti bisognerebbe cercare di recuperare l'idea di un progetto federale anche per l'Europa. L'Europa che non può essere quella che vediamo oggi, creatura incerta, coalizione di stati sempre sul bilico di una rottura, incapace di una politica autonoma sul piano internazionale e in qualche modo etero-diretta dagli Stati Uniti attraverso la NATO. L'Europa dovrebbe ritrovare la sua voce, ma per farlo l'Europa deve essere costruita con i mattoni giusti. I mattoni giusti non sono gli stati che hanno strutture dimensionali assolutamente incomparabili. Pensiamo alla Germania, 80 milioni di abitanti, che deve ragionare con l'Ungheria che ha 10 milioni di abitanti, cioè come la Lombardia. L'Europa va costruita sulle euro-regioni. Per quanto riguarda la formazione della classe politica, perché i politici capiscano i problemi reali dei cittadini, bisognerebbe che intraprendessero un cursus honorum. Non è pensabile che uno possa arrivare in Parlamento senza essere stato un giorno in un comune, ma di questo ho avuto modo di parlare in questa trasmissione altre volte. Credo che si debba percorrere una scala. Non è fondamentale avere un titolo di studio per fare il politico, avere una laurea, anche se aiuta. Però è fondamentale acquisire l'esperienza che è necessaria al politico partendo prima dall'umile ruolo del consigliere comunale. Poi se si dimostra di avere delle capacità e dei talenti, ricoprendo il ruolo di assessore o di sindaco, per poi giungere in provincia, in regione e infine a livello statale. La interrompo ancora, Favaro, perché abbiamo Sandra da Padova, poi continuiamo. Vai Sandra. Ciao Mirella e buongiorno al professor Favaro, che io lo vedo sempre a Focus e devo dire che quello che dice è molto interessante. Sandra, guarda che ti dico che sono arrivate le bambole, devo ancora aprire lo scatolone, ma ti avviso che è arrivato e ti ringrazio. Grazie anche a voi. Volevo anche in primis fare gli auguri alla signora Sabrina, al dottor Bacialli per quello che è successo e spero che questo Natale metta una stella e possano riprendersi alla grande. Volevo anche dire un'altra cosa, ha ragione, il sovranismo è il vocabolo, dico così, io non sono professore, per l'autonomia, perché purtroppo l'autonomia è stata votata e speriamo, non lo so, ma l'autonomia non è intesa come sovranismo, l'autonomia è per essere responsabili della propria regione, dei soldi che si spendono, di come vengono impiegati. Dunque io credo che dovrebbero tutte le regioni avere l'autonomia, proprio per avere una coscienza e vedere dove vanno questi benedetti danari, come dicevano una volta. Io vi saluto, faccio tanti auguri al professor Favaro, che vada avanti così. Io la vedo sempre a Focus perché sono una spettatrice ormai assidua, vedo altri signori politici, non politici, e devo dire che lei mi piace molto perché si avvicina forse al mio modo di pensare. Infatti lo manda a casa politica, visto perché si è massa bravo, i bravi non andano avanti in politica, non hai capito Sandra come funziona la politica, e per quello siamo messi male. Grazie Sandra, devo andare in pubblicità, grazie di cuore. Voglio far finire il professor Favaro su quello che stava dicendo, i bravi a casa, i meno bravi nelle poltrone, andiamo avanti bene. Prego professore.
No, dicevo semplicemente che è fondamentale che la politica, che appartiene a un sapere, che è il sapere pratico, come diceva Aristotele, cioè quel sapere che ha il fine nell'azione stessa dell'essere umano, e quindi la politica e l'etica, si costruisca sulla base dell'esperienza concreta. E sulla base dell'esperienza concreta si può costruire una classe dirigente all'altezza del compito, altrimenti si hanno politici che fanno ideologia nel senso più becero del termine, cioè che ricorrono degli slogan come terapia per affrontare i problemi, senza ovviamente riuscire a districarsi sul serio, perché per risolvere i problemi bisogna riuscire a analizzarli, conoscere gli elementi che li determinano nella loro concretezza. Solo chi ha attraversato l'esperienza della trincea delle amministrazioni locali capisce sul serio quali sono i problemi che assillano quotidianamente i cittadini in tutte le loro dimensioni, dall'imprenditore al commerciante, al lavoratore, all'agricoltore, al professore, allo studente e via elencando. Per questo credo che serva una rifondazione della politica italiana, una rifondazione anche attraverso il recupero di una forma di pensiero critico che pare sia stato abolito. Io mi ricordo una discussione un giorno in Consiglio regionale in cui uno dei capigruppo dei tanti gruppi politici che c'erano ha detto: noi non siamo qui per fare filosofia. Un altro è intervenuto: nemmeno noi siamo qui per fare filosofia. E sono andati così avanti per 10 minuti finché io ho deciso di premere il pulsante e da insegnante di filosofia mi sono permesso di dire ironicamente: non abbiate paura, nessuno di voi corre il rischio di fare filosofia, perché la filosofia è esercizio di pensiero critico di cui qui non c'è traccia alcuna. Grazie professore, io ho un problema adesso e lo risolvo perché devo andare in pubblicità. Pubblicità. Si diventa violenti perché si coltivano pensieri violenti, poi si passa alle parole violente e poi si passa alle azioni violente. Vuol dire che da anni i giovani respirano un'aria di violenza e quest'aria di violenza non è loro. L'hanno respirata da quando erano bambini. Conosce bene il mondo dei giovani il professor Calò, lui che è stato ed è tuttora a contatto con i ragazzi anche per il suo impegno alla guida della Fondazione Venezia per la Pace. E allora, di fronte ad una violenza sempre più diffusa tra i giovanissimi, anche nella sua Treviso, mette in fila le responsabilità di quanto sta succedendo. Gli adulti, e qua c'è un problema enorme, gli adulti non sono testimoni sani. Gli adulti, noi giovani, non scarichiamo sui giovani ciò che è nostra responsabilità. Azioni, parole, pensieri di violenza che hanno permeato la vita dei ragazzi. La violenza, dice Calò, domina il mondo di oggi a partire dai social. Si sono immersi in questo mondo o sono stati immersi in questo mondo e poi le conseguenze le vediamo. Ma io credo che il giovane abbia bisogno di testimoni diversi. Mancano le situazioni di incontro, se non in un mondo artificiale dei cellulari, e anche in questo caso, per il professor Calò, non bisogna far ricadere le responsabilità sui ragazzi. Siamo noi che abbiamo costruito questi aggeggi infernali, se posso usare questo termine, che spesso diventano infernali proprio perché creano dipendenza. È una droga, ma anche per noi adulti è ormai diventata una droga. Sono droghe pesanti. Nonostante questo quadro, per il presidente della Fondazione Venezia per la Pace non è troppo tardi per invertire la rotta, per cambiare le cose attraverso l'accoglienza, il dialogo, il confronto. Non dobbiamo avere l'illusione di cambiare il mondo così. No, non si può cambiare il mondo così. Però dobbiamo avere la convinzione che ognuno di noi può cambiare. Professor Favaro, sono parole importanti a mio avviso quello che ha detto il professor Calò, che ringrazio e saluto. Sono parole che dovrebbero far riflettere proprio quel mondo politico
chi invece a guardare la via anche principale per i giovani, che è la cultura, la bellezza, l'arte, il socializzare, sta andando da un'altra parte, proprio con segnali anche distruttivi, ad esempio col mondo del volontariato, che veramente ci hanno diviso, ci mettono sempre più burocrazia, questi giovani che dicono: ma chi me lo fa fare, dobbiamo pagare per fare i volontari. Ecco, in Parlamento scene terribili di aggressività, di rabbia, dove dovrebbe vigere l'etica. Ecco, gli insegnanti, come dice lei, che sono gli educatori principali, che si vedono delle bombe atomiche con dentro di tutto e di più, devono risolvere i problemi, famiglie che non esistono più in certe situazioni e punti di aggregazione che dovrebbe farlo la cultura. Cosa ne pensa, professore? Perché c'è ancora il tempo per rimediare, ma ci sarà la volontà di rimediare? Perché mi dicono delle volte: ma tu sempre con la politica. No, perché di chi è la colpa? Cioè, gli amministratori, se devono investire, chi devono chiedere soldi? Ai cittadini o alla politica o a quelli che governano? Prego, professor Favaro. Credo che in qualche modo nelle origini della nostra civiltà occidentale si trovino alcune risposte ai problemi attuali. Il Socrate che si muove nella Atene di Pericle, invitando i cittadini a cercare valori più profondi di quelli che credono di sapere, è il Socrate di cui avremo bisogno oggi, che inviti le persone ad andare oltre alla logica delle apparenze, del si dice e del si fa, a cui ci condanna il sistema mass mediatico e soprattutto il sistema dei social, che è pericolosissimo, e ne ho fatto esperienza quando ero sindaco, per un motivo molto semplice: toglie i freni inibitori. Quando noi diciamo che siamo delle persone, tendiamo a dimenticare il fatto che la persona è una maschera. Il termine persona deriva dal latino e indica la maschera teatrale. Ognuno di noi si costruisce la propria personalità, e la personalità di cui dispone è un filtro fra sé e gli altri. Non significa che avere una maschera comporti l'insincerità, anzi, la maschera che indossiamo è la maschera che la nostra ragione ha edificato, anche grazie alle interazioni educative con i genitori, gli insegnanti, le altre figure di riferimento, per renderci accettabili socialmente, perché all'interno di ognuno di noi, oltre ai sentimenti buoni, albergano anche quelli cattivi, come diceva Freud. Ecco che il limite che hanno i social è proprio questo, quello di far saltare le maschere delle persone, cioè la loro capacità di mediare fra gli impulsi che hanno e gli stimoli che vengono dall'esterno. In internet viaggiano messaggi che sono devastanti, violenti, insulti. Perché? Perché se uno ti attacca e hai la possibilità di replicare subito, senza star lì a pensarci un attimo, è evidente che può uscire da te non il meglio, ma il peggio. E questo crea dei cortocircuiti che portano ad creare dei capri espiatori sui quali si concentra l'ira di tutti. Io ricordo che un anno fa, circa, o 2 anni fa, a Padova si è suicidato uno studente che era oggetto di bullismo informatico in internet da parte di altri suoi colleghi di studio. Non so se sia stato aperto un fascicolo di indagine oppure no, ma certo è che alle volte chi si muove in internet sembra non rendersi conto che certi messaggi veicolano una carica aggressiva che è sovradimensionata rispetto ai temi sui quali si sta discutendo. Noi abbiamo bisogno di ritrovare la capacità di usare una forma mediata di pensiero e di comunicazione. Senza questo è un po' difficile tornare a restituire razionalità ai rapporti interpersonali. Quando sento dire che i giovani hanno impulsi violenti, prima ne parlava Calò, questo perché vi è stato un difetto nell'educazione. Forse è vero, ma anche perché ci si dimentica che tutta la nostra tradizione culturale si è basata sulla educazione del maschio fondata sulla gestione dei suoi istinti aggressivi. Il maschio deve essere il cavaliere, il maschio deve essere il guerriero che serve la comunità. Tutte queste forme di sapienza educativa sono state abbandonate, dimenticandosi che a lasciare gli vecchi schemi di educazione che prevedevano di mettere un'armatura
al maschio per contenerne gli istinti, una volta tolta non è che rendeva il maschio meno aggressivo, lo rendeva semplicemente più instabile e quindi potenzialmente più pericoloso. Abbiamo buttato a mare un sapere che si era consolidato in secoli di storia e non l'abbiamo sostituito però con altri saperi educativi. Sto parlando della dimensione etica, ovviamente. E su questo dovremmo interrogarci tutti, perché attaccare l'istituzione famiglia, però non avere nessuna alternativa per sostituirla, per esempio, si è rivelato un boomerang clamoroso. Oggi abbiamo che i divorzi raggiungono il numero di matrimoni, che il numero di nati è inferiore a quello degli anziani che si spengono. È chiaro che la nostra è una società che sta invecchiando, ma la colpa non è di chi arriva da fuori, la colpa è nostra, che evidentemente abbiamo smarrito quella spinta propulsiva che fa sì che una comunità voglia anche generare dei figli. Domandiamoci quali sono le cause, ma facciamolo in fretta, perché il nostro è un sistema che scricchiola da tutte le parti. Professore, eppure abbiamo visto anche con la tragedia, perché è veramente una tragedia per queste creature, la famiglia nel bosco, l'opinione pubblica divisa a metà, ecco, gli addetti ai lavori, quello che sanno veramente la realtà di questi bambini che hanno studiato, ecco, appositamente queste situazioni, ecco, vengono visti come dei nemici, delle persone che fanno del male, senza capire invece che i nemici siamo tutti noi che decidiamo di giudicare senza sapere la realtà dei fatti. Abbiamo sentito questi bambini che non riuscivano neanche a fare il nome, che non conoscono, che hanno paura del sapone, che non socializzano. E anche qua la politica entra a gamba tesa, professore, senza pensare a quanto distruttivo può essere annunci pericolosissimi che stanno dando, perché l'opinione pubblica poi si divide tra favorevoli e contrari. Ma queste creature hanno diritto di vivere in un ambiente dove veramente possono crescere tranquillamente. Chi è che deve decidere qual è il bene di questi bambini? Dei genitori che hanno deciso di vivere a loro modo, senza neppure avere le autorizzazioni. Il casolare non era in regola, non era abitabile. Entrate voi su un stabile che non è abitabile, dopo 2 giorni arrivano i vigili e vi mandano via le forze dell'ordine. Cioè ognuno può fare quello che vuole e l'opinione pubblica si decide. Lei cosa vuole dire proprio da filosofo, professore? Che allora forse dobbiamo smettere di fare il fai da te e di lasciare che certi temi delicati ritrattino persone competenti. Prego, professore. È caduto il professore. Allora, visto che è caduto il professore, andiamo a vedere Stefani, il presidente della regione, che auguri ha fatto questo presidente, poi sentiremo anche il professor Favaro cosa dirà del nuovo presidente della regione. Andiamo a sentire Stefani. Quasi 600.000 euro per la sanità veneta che arriveranno dai gruppi consigliari di Liga Veneta e Zaia Presidente. L'ha annunciato da Palazzo Grandi Stazioni il presidente Stefani durante la conferenza stampa di Natale. Sono dei fondi che non sono stati spesi per la comunicazione e questi fondi saranno devoluti alla sanità pubblica. Ho scelto, d'accordo con i 2 capigruppo, di spendere queste risorse in materia di sanità per dare un forte segnale ai nostri cittadini che la politica, insomma, qualcosa può anche, a cui la politica può anche rinunciare e può destinarli al servizio della sanità e del nostro territorio. Nello specifico, i soldi non spesi sono oltre 2 milioni di euro, una parte disponibile che è oltre 600.000 euro sarà destinata alla sanità pubblica, si potrà svincolare successivamente anche l'altra parte con una riforma in Consiglio regionale che noi presenteremo. Stefani ha ribadito anche la necessità di un confronto produttivo in Consiglio regionale su sanità e sociale. Io credo che ci siano dei temi alti su cui maggioranza e opposizione devono dialogare e su cui devono trovare una quadra nell'interesse del Veneto e dei veneti. Io ho lanciato la sfida al Consiglio regionale di approvare entro breve termine la proposta di legge sui caregiver, che è una proposta di legge che tra l'altro io avevo presentato appena 25enne in Parlamento e che può cambiare la vita a più di un veneto su 4, perché più di un veneto su 4 assiste un familiare, c'è bisogno di fare nei loro confronti dei
piccoli grandi passi che possono davvero migliorare la vita a tantissimi nostri cittadini. Nel riepilogare le linee programmatiche poi il Presidente ha annunciato la volontà di creare maggiore attrattività con l'apertura dal nuovo anno di un tavolo con gli Atenei veneti. È una sfida fondamentale, il primo tavolo che apriremo sarà proprio con il mondo dell'università, regione e atenei universitari, per condividere una strategia che già abbiamo elaborato per rendere sempre più attrattive le nostre università, ma soprattutto per mettere in connessione i talenti del nostro territorio e le imprese innovative. Allo stesso tempo è importante integrare sempre di più la formazione professionale e la formazione tecnica con il mondo dell'impresa. La soluzione alla mancanza di manodopera non è l'immigrazione, è integrare i nostri ragazzi nel mondo imprenditoriale e permettere loro delle condizioni lavorative agevoli. Infine, gli auguri di Natale. L'augurio intanto di passare un Natale felice, che è fondamentale, insieme possibilmente alla propria famiglia. Un ringraziamento a chi il giorno di Natale lo dedica agli altri, magari lavorando, mettendosi al servizio degli altri, e soprattutto l'augurio che sia un 2026 di grandi risultati per il Veneto e per i veneti. Abbiamo sentito il nuovo Presidente della Regione Alberto Stefani. Come inizio non c'è male, l'importante è vedere tra il dire e il fare ci sarà di mezzo il mare. Volevo anche la sua opinione anche su quella famiglia del Bosco dove ha diviso l'opinione pubblica italiana, e anche là la politica è entrata a gamba tesa. Prego, professor Favaro. Casi come quello della famiglia nel Bosco devono essere tolti dal faro dell'opinione pubblica e della strumentalizzazione dei politici che parlano spesso senza nemmeno conoscere i reali termini della situazione. Sto parlando di politici a livello nazionale, ovviamente. Probabilmente avere il polso della situazione sono i politici locali, gli amministratori locali. A riguardo, più volte mi sono permesso di dire che dovremmo rovesciare la scala gerarchica in politica, pensare che i politici più importanti sono i sindaci perché sono vicini ai cittadini, sindaci, assessori e consiglieri comunali, e che gli altri politici non appartengono a una scala superiore di tipo piramidale, ma a una scala inferiore, sempre di tipo piramidale. Sono o dovrebbero essere i sottoservizi che offrono gli strumenti a chi amministra a fianco dei cittadini. E quindi con un po' più di umiltà bisognerebbe pensare che la politica che sta sopra dovrebbe servire chi sta sotto e non viceversa. Non a caso senatore vuol dire servo, viene dalla parola servo, servire. Prego. Allora, quindi sulla famiglia io non penso di poter dire cose significative perché bisognerebbe conoscere la situazione. Certo che i bambini di quella famiglia devono avere accesso a una istruzione perché nel mondo complesso nel quale viviamo non può bastare l'educazione spontanea che si può accumulare attraverso l'esperienza semplice del rapporto con la natura e con i propri genitori. Un amico missionario che vive e lavora in Senegal mi ha detto che in Africa c'è questa espressione che vale anche per noi. Peraltro mi pare che l'abbia anche poi riportata anche Papa Francesco, che per fare un bambino o una bambina bastano un uomo e una donna, ma per trasformare quel bambino o quella bambina a loro volta in uomo e una donna serve un villaggio intero. Ecco perché probabilmente il caso della famiglia del Bosco va trattato con grande delicatezza e è preferibile toglierlo dall'arena mass mediale, così come non ha fatto fortuna portare in televisione i casi di delitti che sono diventati oggetto di spettacolarizzazione, inquinando magari anche le attività poi degli inquirenti e influenzando chi deve poi procedere col giudizio. I casi delicati non devono diventare oggetto di disputa pubblica per quanto mi riguarda. In ordine alla regione, credo che valga anche qui quella regola che c'è negli Stati Uniti che parla per chi è eletto dei primi 100 giorni come della luna di miele con gli elettori e anche con le minoranze. È corretto che sia così perché un'amministrazione la si deve giudicare per quello che fa e quindi bisognerà attendere per capire quali saranno gli sviluppi della nuova squadra che regge la regione. Io auguro a Stefani e a tutti i consiglieri regionali in maggioranza e minoranza un buon lavoro perché il Veneto ha bisogno di risposte,
poi potremo fare delle riflessioni sulle scelte che si andranno a compiere a posteriori, quando eserciteranno i loro effetti concreti sulla vita della nostra comunità. Quindi senza pregiudizi, senza preconcetti, i cittadini hanno espresso le loro preferenze. È giusto che questa amministrazione possa iniziare con serenità, anche perché le sfide che ha di fronte sono davvero notevoli. E attenzione, come sempre, a giudicare dell'amministrazione sarà il banco di prova della realtà. Se questa amministrazione saprà dare risposte, otterrà il consenso dei cittadini. Se non ci riuscirà, dovrà evidentemente... Chi vivrà vedrà. Ringrazio e saluto Marzio Favaro, il professor Marzio Favaro, di essere stato con noi. Auguri di un buon Natale, di serene feste. Professor Favaro, e sempre grazie anche per la pacatezza con la quale riesce anche a spiegare problemi anche complicati, ma che dovrebbero essere risolti, ecco, per il bene della comunità, e questo lo deve fare la politica. Noi non ce la facciamo, non abbiamo neppure il coltello, neanche dalla parte del manico, non abbiamo neanche più il coltello, e ci hanno tolto anche quello. Grazie, grazie professore, buone vacanze e pubblicità. Guardate chi è venuto a trovarci questa mattina, niente di meno che Babbo Natale e la Befana. Ma Babbo Natale arriva da molto lontano, e anche la Befana. E questa gerla arriva dalla Val di Resia, originale, guardate che bella. Allora, Babbo Natale, però c'è la gerla vuota. Ti sei stancato di portare tante cose buone ai bambini per castigare i genitori che non riescono a fare i genitori? Cosa vuoi dire, Babbo Natale? Nulla, che ai bambini ci portiamo i regali, ai genitori un po' di carbone. Un po' di carbone, se lo meritano secondo te? Di più? Voglia. Ascolta, Babbo Natale, quali sono i giocattoli più gettonati? Cosa chiedono questi bambini? I robottini, il telecomando, le macchinine, e poi ci sono le bambine che vogliono le bambole, i passeggini per le bambole, le carrozzine, le culle e tutti gli accessori per far giocare loro e le bambole. Cioè, alla fine sono bambini, cioè vogliono anche i giochi che anche noi abbiamo avuto, cioè non è che siano così tecnologici che vogliono solo smartphone, vogliono il passeggino, la bambolina, il trenino. Sono bambini un po' più grandi. Sentiamo anche la Befana. La Befana, da dove vieni, Befana? Quella scopa bellissima che hai. Molto lontano, ci metto tanto ad arrivare. Adesso sono ancora in viaggio perché è presto per me, deve prima passare Babbo Natale. Poi ho passato Babbo Natale, allora mi metto in viaggio io e allora arrivo col pane vin, che è una bellissima tradizione che stiamo portando avanti come gruppo Amici Cendon, faccio parte del direttivo, assieme ai pensionati al Passo, al gruppo di pensionati al Passo, dal 1980. È bello perché è molto emozionante vedere questi bambini che arrivano un po' alla volta e che aspettano la Befana. Senti Befana, ma c'è un problema, che molti uomini non riescono ad andare d'accordo con le loro donne, e molte donne non riescono a capire ma che uomo, che compagno ho sposato. Tu con Babbo Natale come ti trovi? Con Babbo Natale bisogna un po' dare, un po' togliere, perché sai, sempre al lavoro, lui non c'è mai perché è sempre in giro con la slitta, con le renne.
Io devo stare con i bambini, quindi è un po' difficile e credo che anche questo discorso di tanto lavoro ti porta anche a non avere tanti momenti. Babbo Natale Ma io sono buona, sembra di no, ma sono buona. E poi voglio bene a Babbo Natale. Vuoi tanto Sì, bene a voglio Babbo tanto Natale. bene a Babbo Natale. Allora, che auguri fai a tutte le persone che ti stanno vedendo? Fra poco scenderai da questi camini, ecco, cercherai anche di far capire che invece c'è sempre un lato buono in ognuno di noi, prego. Certo, di volersi tanto bene, soprattutto tutti quanti insieme, cercare di, anche con i ragazzi, di capirli, di stare insieme, di aiutarli, anche sia piccoli perché hanno tanto bisogno, ma anche quando sono adolescenti, che c'è ancora più bisogno di capirli, di stare accanto, di seguirli. Sentiamo anche Babbo Natale, anche questi genitori che poi anche la persona adulta diventa un po' bambina, Babbo Natale, ecco, forse c'è bisogno ancora di iniziare a giocare tra di noi con le famiglie, ecco, un bel regalo sarebbe il gioco per le famiglie tutti assieme, prego. Sarebbe ora che incominciamo a essere un po' tutti quanti bambini, riprendere un po' i giochi con i bambini, giocare, ritornare come eravamo ragazzini, insieme ai nostri figli, insieme ai nostri nipoti, stare più tempo possibile con loro e divertirci tutti quanti. Poi senti Babbo Natale, ai nonni, siccome devo correre perché il tempo è tiranno e so che voi dovete andare via perché avete tanti impegni, a questi nonni, a questa solitudine, cosa vuoi dire a questi nonni che ti aspettano nell'RSA quando ti vedono, sono strafelici? Sì, sono contentissimi perché ogni volta che siamo stati ultimamente alla casa di riposo. Microfono? Alla casa di riposo è una cosa molto molto emozionante vedere queste nonne, che sono le nonne di tutti quanti. Io quando vado vedo mia nonna, vedo mia madre, vedo sempre una parte della mia famiglia che si trova in questa situazione. Complimenti Babbo Natale. Io auguro un buon Natale a tutti i bambini del mondo, a tutti i nonni e a tutti i genitori. Tanti auguri. Auguri anche a voi, allora andiamo a vedere, salutiamo Babbo Natale e la Befana, grazie di essere stati con noi, buon viaggio e andiamo a vedere questo video di Francesco Biasin che ha mandato l'assessore con questa canzone. Abbiamo Rossella Cendron, sindaco di Silea, ma adesso consigliera regionale, ce l'ha fatta, questa è una tosta numero 1, veramente, ma perché ha seminato bene, non c'è niente da fare, chi semina raccoglie, di sicuro non ha seminato vento per raccogliere tempesta, ma ha seminato e ha raccolto tanti voti ed è in consiglio regionale. Saluto anche l'assessore Francesco Biasin di essere con noi, soprattutto questo assessore molto vicino, perché è una persona sensibile. Ecco, io penso, Rossella Cendron, che il sindaco quando prepara la squadra, perché da solo non si va da nessuna parte, dovrebbe capire a chi dare le competenze agli assessorati, specialmente assessorati delicatissimi, perché poi questo assessore dovrà confrontarsi con le fragilità e bisogna essere competenti e preparati e sensibili. Cosa ne pensa? Penso che la squadra intanto sia fondamentale, Mirella, intanto ti ringrazio per le tue parole, ma ripeto, quando c'è qualcosa che funziona, non funziona mai perché si è da soli e quindi davvero quello che hai detto tu
è corretto, bisogna avere una squadra che lavora in maniera sinergica e soprattutto, ecco, l'assessore Biasin, Francesco, in questo caso rappresenta tutto questo mondo delle politiche sociali. Lui ha anche una competenza professionale perché è un educatore professionale, e quindi uniamo a quella che è una carica di umanità e di sensibilità a quella che è una competenza professionale. Credo che anche questo abbia fatto la differenza nel nostro territorio, e abbiamo visto le testimonianze di Babbo Natale e della Befana. Guardate che è un onore per noi a Silea poter ospitarli in questi giorni, ma loro hanno il tour non solo di tutta la Marca Trevigiana, di tutto il Veneto da fare, ma di tutto il resto del mondo, e quindi quando si riesce a creare sul territorio delle sinergie vincenti, credo che sia la strategia, io la chiamo win-win, dove vincono tutti, vince l'amministrazione, ma ricordiamoci che l'amministrazione è sempre al servizio di quello che è il bene comune, di quelli che sono i cittadini e le cittadine, e soprattutto i più fragili, che sono quelli che hanno più bisogno di avere qualcuno al fianco che lotta anche per loro. Un altro importante passaggio è capire l'importanza di un consigliere regionale. È là dove veramente molti sindaci si rivolgono, lei ne sa qualcosa, perché i soldi arrivano dalle regioni, da Roma però arrivano alle regioni, non è che dobbiamo andare sempre a Roma, dobbiamo andare anche in regione a vedere, però è un impegno importante, perché è quello che almeno si sente e si vede, c'è questa povertà, c'è questa solitudine, cioè il sociale deve essere trattato a 360 gradi. Non ci sono case, non ci sono RSA, non ci sono addetti ai lavori, perché mancano anche quelli, e soprattutto i giovani cercano un punto di appiglio che non trovano, molti vanno all'estero. Ecco, il suo programma, perché lei si sarà fatto un'idea di quello che Rossella Cendron col calco di bagagli che ha, la famosa Gerla che abbiamo visto, lei ce l'ha piena, invece quella Gerla, ecco, e specialmente di aspettative. Cos'è che la preoccupa di più e quello che cercherà di portare avanti? Davvero adesso si cambia funzione, Mirella, perché la cosa proprio da sottolineare è che da un sindaco che è un amministratore operativo sul territorio, che quindi ha contezza delle situazioni, può proporre soluzioni concrete, risponde ai bisogni, la funzione del consigliere regionale è quella invece di legislatore, quindi si fanno le leggi che possono migliorare la vita dei veneti, e questa è la cosa importante in cui io mi impegnerò, l'ho detto anche nel mio discorso di apertura in intervento nel Consiglio regionale, proprio per esempio il fatto dei giovani. Ecco, le politiche sui giovani per far sì che restino in Veneto, perché c'è stata una fuga importantissima in quasi 10 anni, cioè 40.000 giovani che se ne sono andati dal Veneto o per studiare o per lavorare, ma voglio dire non solo all'estero ma anche in altre regioni. Vuol dire che ci sono delle regioni più attrattive, adesso cito la Lombardia ma anche l'Emilia Romagna per non far torto a nessuno, e c'è un sistema diverso e attrattivo sul territorio, per esempio su quello che è il tema dell'abitare, trovare delle soluzioni perché i giovani possano spostarsi per studio, per lavoro, trovando degli alloggi a prezzo calmierato, perché oggi è impossibile, preferiscono andare in un'altra regione piuttosto che spostarsi a studiare in un'altra città, cioè è paradossale questo, ma penso anche al sistema dei trasporti, siamo indietro anni luce. Quanti anni è che parliamo, Mirella, del biglietto unico o della metropolitana di superficie? È ora di mettere la famosa Patreve, la famosa Patreve, ma quanti anni? Sono 20 anni, 30 anni che parliamo della Patreve, ma dobbiamo veramente fare sintesi per poter creare le occasioni per restare, perché se i giovani restano vuol dire che restano anche le famiglie, che si crea futuro e stiamo bene e stiamo meglio tutti, cioè dobbiamo veramente ripensare alle politiche. Non parliamo poi della connessione tra mondo accademico e il mondo del lavoro, cioè dobbiamo ripensare alla formazione dei nostri giovani, ma anche alla connessione profonda che ci deve essere tra quella che è la formazione, l'istruzione, la formazione e l'ingresso nel mondo del lavoro. Bisogna creare maggiori sinergie tra mondo della formazione e mondo dell'impresa, che spesso è disponibile ad accogliere le sfide, ad accogliere i ragazzi, ma non ci sono, tra virgolette, delle modalità consolidate. Quindi
o l'imprenditore si prodiga a fare un suo percorso oppure e c'è un bisogno di manodopera, ma anche di profili qualificati di un certo tipo. Dobbiamo davvero lavorare molto meglio, di più su questo tema. E un tema importantissimo è quello di un politecnico. Cioè, parliamo sempre delle figure tecniche, perché non esiste un politecnico in Veneto? Cioè, con le importantissime università che abbiamo, e storiche tra l'altro, che hanno perso punti in questo decennio. Cioè, perché non creiamo una realtà di questo tipo che è in grado di intercettare quelle figure e farle rimanere sul territorio? Eppure i numeri si sono visti, li abbiamo sentito, di ragazzi che vogliono frequentare questi politecnici e tutti sono rimasti sorpresi. Ma sorpresi di chi? Non avevano capito ancora di quello che ha bisogno il territorio e i giovani. Allora, prima di dare la parola a Francesco Biasi, andiamo a vedere quello che abbiamo creato, grazie proprio al già sindaco di Silea, perché adesso è consigliere regionale, che è il villaggio delle associazioni. Andiamo a vedere. 10, 11, 12, 13 luglio sono le date da segnare in rosso sul calendario quando il mondo dell'associazionismo e del volontariato si ritroverà nel villaggio delle associazioni per dimostrare ancora una volta la propria importanza e la vicinanza ai cittadini. In una società sempre più chiusa, dove la solitudine, specie tra gli anziani, aumenta, è importante sapere che c'è chi è pronto a tendere una mano. Regna la paura e questa paura sta devastando le persone. Noi non dobbiamo più aver paura, dobbiamo avere le antenne alte, ma anche fidarci del prossimo. Non è che dobbiamo aver sempre paura. Purtroppo è passato questo messaggio e questo è devastante. Noi oggi dimostreremo, e anche con questo villaggio, che non bisogna aver paura. Ma... Oltre 100 realtà del territorio si sono incontrate al Parco dei Moreri per conoscersi e preparare un appuntamento fortemente voluto da Comune di Silea e Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, con il fondamentale supporto dell'Associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi. Andremo dal culturale al sociale, alle associazioni sportive, alle associazioni d'arma, abbiamo veramente di tutto, perché l'associazione ha un comune denominatore che è il volontariato. In villaggio troverete proprio le informazioni che una persona avrà bisogno. Non so a chi rivolgermi perché sto male, ho bisogno di un aiuto, verrà qua e noi daremo il numero di telefono per essere aiutate, riguarda lo sport, la sanità, la scuola, qualsiasi cosa. Il villaggio delle associazioni sarà ospitato all'interno del parco della storica Festa da Sardea. Troverete musica, troverete buon cibo, ma soprattutto troverete il villaggio delle associazioni. Troverete soprattutto l'accoglienza, l'empatia, socializzare, incontrarsi. Allora, Assessore Biasin, questo villaggio che verrà riproposto, spero, anche se il sindaco sarà più in regione che a Silea, magari, ma Silea sarà presente anche perché ha lasciato una squadra molto brava e competente. Cosa succederà? L'importanza, qualcuno ha capito l'importanza di quello che abbiamo cercato di fare e di dare come risposta alla solitudine, a quelle persone che non sanno a chi rivolgersi, delle associazioni, di incontrarsi, di capire chi sono, chi siamo, cosa facciamo. Prego, Assessore. E questa, Mirella, è una storia che nasce un po' lontano e noi lo sappiamo perché poi con Mirella l'abbiamo strutturata in questi anni, forse anche una decina d'anni. È chiaro che i grandi sogni hanno bisogno di dei percorsi e secondo me adesso ci siamo. L'anno prossimo sicuramente noi ci siamo, abbiamo il consigliere regionale, ma a Silea tra l'altro la tratteremo più che mai perché poi insomma speriamo anche determinati canali prioritari anche per portare a casa qualcosa che veramente poi serve, perché di fatto il villaggio solidale non è altro che un'idea di mettere insieme delle forze spesso diverse che invece se si riconoscono in un unico obiettivo, in un unico progetto, diventano qualcosa di veramente importante e reale per il territorio. L'anno prossimo ci saremo anche, noi ci stiamo già lavorando. Guardiamo anche le immagini che ha mandato Francesco Biasin, perché sono immagini anche di quello che si sta facendo a Silea. Guardate che veramente è un comune attivo di più, prego. Non per fiorinare, ma è la verità, prego. Sì, qui questo è proprio recente, che abbiamo avuto la fortuna di avere il vescovo, che è una persona pazzesca, nel senso che ci ha spiazzato tutti per l'umanità e è veramente una bella persona e quindi ringraziamo di averlo
averlo nel nostro territorio. E poi abbiamo fatto l'accensione dell'albero sabato, che tra l'altro anche qui noi abbiamo fatto una scelta comunale abbastanza radicale, nel senso che tanti ce lo dicono anche, ma noi andiamo per la nostra strada, nel senso che non abbiamo acceso tante luci per le strade perché crediamo che le luci siano altre da accendere a Natale, che sono quelle contro la solitudine, sono il stare insieme, creare opportunità di aggregazione, a Cendona abbiamo un sacco di cose, i presepi in centro a Silea, per cui sì, le luci il 26 di solito poi si prendono un altro significato, quindi vabbè, ormai noi la scelta l'abbiamo fatta anni fa, risparmiamo dei soldi e li investiamo dove magari serve, in relazione, in opportunità per le persone per stare veramente insieme. Andiamo a vedere anche queste immagini della centenaria a Silea, poi sentiamo appunto Rossella Cendron quanto è importante stare vicino anche a queste persone, a queste famiglie. Vediamo le foto, guardatela, qui siamo da Bruno e Maria, mi sembra, no, bisogna dirlo perché è storici anche loro, un'istituzione a Silea, tutto, diciamo la verità, anche a portata di famiglia, ecco, tu ti senti in famiglia e questa è una famiglia importante, mi diceva Maria che ogni anno, da tantissimi anni, loro appunto festeggiano questo compleanno di questa meravigliosa donna e noi vediamo sempre il sindaco, la sindaca vicino. Quanto è importante essere presenti in quei giorni per dare anche alle famiglie un segnale di apprezzamento, ma soprattutto anche di sostegno? No, Mirella, guarda, riflettevo proprio ieri sera che eravamo in consiglio comunale sul fatto che essere sindaco oggi è essere dentro la vita delle persone nei momenti più belli come questo. Abbiamo visto Rosa con questi 100 anni straordinari. Guardiamo anche il servizio, sindaco, e poi continuiamo, Sì, se no lo perdiamo, vai. Oggi ti abbracciamo tutti con gratitudine e affetto sincero, celebrando questo traguardo meraviglioso e il valore della tua storia, che è anche un po' la storia del nostro paese. E con grandissima stima e un caro augurio di serenità. Viva Rosa e i suoi 100 anni! La sindaca di Silea, Rossella Cendron, festeggia con queste parole e con una rosa d'argento un compleanno speciale, quello di Rosa Bandieri in franchetto, che spegne 100 candeline. Intorno a lei i 4 figli, Mariuccia, Alessandrina, Marcella e Luciano, gli 8 nipoti e i 9 pronipoti. Rosa nasce a Cavasagra, da piccola, quando il padre si trasferisce in Canada in cerca di fortuna, va a vivere con la mamma e il fratello a Cendon. A 17 anni conosce Mario, che sposerà dopo 9 anni di fidanzamento. Persona semplice, molto credente, si è dedicata con grande impegno a lavori nei campi, nella stalla e alla cura della casa, dimostrando la sua passione per l'orto e i fiori. Sempre disponibile ad aiutare tutti, è stata un importante punto di riferimento per il vicinato per quelle iniezioni che eseguiva con la sua famosa siringa di vetro. Mamma attenta, pronta ad ascoltare e a dare supporto ai propri figli con una parola di conforto. Una famiglia, quella formata con Mario, molto conosciuta e amata a Silea, impegnata nella vita della comunità. La tua vita è un esempio di dedizione, di lavoro, di generosità e di presenza. Qualità che hanno lasciato un segno profondo a chi ti è stato accanto. Ma avete visto chi sono i nostri nonni? Ma li avete visti? Che ci hanno fatto diventare grandi, forti, educati e tutto sommato questo siamo. E poi è cambiato tutto. Hanno fatto sparire i nonni, sono diventati un peso, il nonno, perciò RSA, adesso abbiamo la fila, non abbiamo RSA, a proposito consigliere, e soprattutto la vicinanza che queste persone meritano. Forse Rossella Cendron, qua bisognerà rivedere un po' tutta la nostra storia, perché questa è la nostra storia. Io penso che se tanti ragazzi avessero queste famiglie, forse non li troveremmo al pomeriggio o di notte per le strade a vagare, non sapere neppure dove andare, inventarsi qualcosa di distruttivo pur di far capire che ci sono. Prego, Rossella Cendron. Ma Mirella, davvero il tema che hai toccato è chiave. Adesso, ripeto, partecipare a momenti come questi delle famiglie per me è una straordinaria benzina, la voglio chiamare benzina perché per un sindaco ma anche come persona è davvero arricchente poter vedere queste realtà così radicate nel territorio ma anche così unite, ed è, come dicevi tu, la radice delle nostre famiglie. Purtroppo però dobbiamo dircelo che il mondo è cambiato, non solo lavorano entrambi i genitori, lavorano anche i nonni oggi.
perché sono cambiati gli equilibri, sono cambiate le cose e quindi davvero è importante comunque riuscire a mantenere queste tradizioni, questi legami. E non posso non accettare anche la tua provocazione, perché proprio sabato scorso c'è stato un flash mob da parte dei genitori dei ragazzi che hanno subito violenza da altri minori a Treviso, a Porta San Tommaso c'è stato sabato scorso, e sono stata invitata anch'io ad ascoltare le testimonianze di questi genitori che vivono nella paura. Perché loro e i loro figli? Perché i ragazzi che hanno commesso queste violenze, e ricordo che ci sono ancora ragazzi in prognosi e comunque insomma che hanno delle ferite eccetera, e convivono perché vanno a scuola, fanno sport, magari camminano in città eccetera, a fianco di chi queste violenze le ha fatte, perché non esiste ancora una norma che possa bloccare questo tipo di reati, chiamiamoli col loro nome. Nel senso, c'è una terra di mezzo per i minori in cui non si può punire. E allora la riflessione profonda che dobbiamo fare è sul fatto... Ferma, Rossella, non si può punire o non si vuole punire? Perché bisogna vedere anche quale punizione possiamo mettere in atto per colpire questi ragazzi. Non è mica che dobbiamo fucilarli. Io ho avuto un'associazione di disabili, diversamente agili come li chiamo io perché odio la parola disabilità, che fanno veramente uno sport in sedia a rotelle. E ho chiesto al Presidente, ma lei Presidente avrebbe piacere di avere questi ragazzi, quelli che sono sopra le righe, quelli che pensano di essere i furbi del momento, e cercare veramente di insegnargli anche che la vita è un'altra cosa, lo sport può insegnare, il mondo della fragilità. Gliel'hanno mai chiesto di prendere queste situazioni invece di mandarle mai al banco alimentare dalla Mirella o agli orti, ecco, che non so cosa riusciamo a fare, mandarli a toccare con mano quello che è il rispetto, la disciplina, il sacrificio? No, non mi ha mai chiesto niente nessuno. Non è che forse la politica su questo ci sta un po' navigando, perché mettere uno contro l'altro magari può far prendere anche dei voti, e noi invece abbiamo bisogno di dare sicurezza sia a loro che alle famiglie. Ecco, mi sembra che la politica stia cavalcando qualcosa di diverso, che non è quello l'aiuto alla comunità, ma aiuto a se stessa per mettere uno contro l'altro e prendere voti. Prego. Mirella, c'è un tema fondamentale che sono i tempi di risposta, perché se tutti abbiamo a cuore e parliamo di questo argomento, e anche specialmente gli amministratori locali si trovano con le armi spuntate perché non abbiamo poteri, ma non le hanno nemmeno le forze dell'ordine. Allora in questo caso c'è anche una questione di magistratura, di lentezza, di provvedimenti eccetera, perché non è che il DASPO, il famoso DASPO Willy, dà delle risposte concrete, ecco, diciamo così. Allora che cosa fare? Perché io sento un po' l'urgenza che tu metti nel dire ma è qua, le risposte, il territorio c'è, ci sarebbero le associazioni disposte, e proprio questo riflettevamo proprio con l'assessore Biasini anche su questo, sul fatto che se dal basso bisogna prendere le esperienze dal basso, e noi abbiamo una realtà splendida che è quella per esempio di Polaris e appunto il Parco dei Morelli di Manuela Beni, che salutiamo e che spesso ne citiamo nelle nostre iniziative, ma abbiamo il Pensionati al Passo di Cendon, abbiamo in rappresentanza il nostro Dino Longhino, che salutiamo anche lui, ma queste realtà possono svolgere una funzione importante di recupero nel far capire a questi ragazzi e far svolgere esperienze che li avvicinano a quella che è la socialità e i veri bisogni del territorio, perché lasciatemelo dire, secondo me questi ragazzi bighellonano e commettono reati anche per l'utilizzo di sostanze. Diciamo che dobbiamo puntare molto anche alla prevenzione, ma c'è una componente di noia e c'è una componente di riflessione che dobbiamo fare prima che si giunga a queste situazioni, perché come amministratori siamo chiamati anche a riqualificare i luoghi in maniera di metterli a disposizione di questi giovani. Perché se non hanno luoghi dove stare, è ovvio che il primo luogo è la strada, e si inventano magari la maniera più facile di assumere dei ruoli, che è quello di fare vandalismo, e l'abbiamo ben vissuto anche noi a Silea questa situazione. Allora, riqualificazione dei luoghi e messa a disposizione, sport,
Bisogna investire nello sport, perché guardate, con quello che si impara nello sport, cioè la disciplina, il rigore, l'allenamento, a formare uno spirito di squadra, questo tiene lontano i ragazzi da quella che è la strada e le cattive vie, ma dobbiamo investire meglio e di più, e questo sia le amministrazioni comunali sia anche la regione può fare benissimo la sua parte. E poi vengo alla terza area, che è quella sociale, quella del fare rete. Noi dobbiamo mettere insieme tutte queste realtà disponibili sul territorio e cercare di creare progetti ad hoc per il recupero di questi ragazzi, perché quando li mandiamo in carcere aspettando il provvedimento dei magistrati è tardi e rischiamo una degenerazione. Noi dobbiamo veramente prevenire, ma della serie, facendo quei progetti educativi che siano mirati, e bisogna lavorare anche sulla formazione di queste figure, perché guardate, anche Silea, quando abbiamo avuto bisogno di comunità specifiche per problematiche specifiche di alcuni ragazzi difficili, non ci sono queste comunità, non c'è posto per loro. Allora dobbiamo lavorare anche su questo, perché sono cambiate le esigenze. Sono cambiate le esigenze educative. Sì, però vede, il problema, cara Rossella Cendron, è che se anche tu porti dei progetti importanti proprio per cercare di dare delle risposte concrete a questa realtà, non vengono approvati. È l'altro grande problema. È inutile che diciamo bisogna fare, no, bisogna ascoltare, soprattutto da parte chi di dovere, e mettere in atto quelle soluzioni, grazie anche al mondo del volontariato, che è un mondo anche molto professionale, solo per far capire e per capire noi chi siamo, perché la Regione una cosa che deve fare, lei glielo dica, ma io lo dico quando gli ospiti, sia ai nuovi assessori, che bisogna capire chi fa cosa, no che tutti fanno tutto. Tu hai i pulmini, allora vai a prendere le persone, tu hai il banco alimentare, allora fai la spesa, tu hai il telefono amico, allora ascolti, no che tutti facciamo tutto e alla fine troviamo il morto in casa e il ragazzo annegato. Assessore Biasi, non sembra che tanti progetti facciamo, ma alla fine faccio fatica, sì, una volta al mese, a agosto facciamo fatica, e da gennaio e gli altri mesi non facciamo fatica, no, perché vorrei anche capire quando facciamo fatica, perché se faccio fatica 15 giorni all'anno anche no, prego assessore, no, perché questi progetti così nell'aria, prego. No, concordo, e quando si parla di progettualità, soprattutto dal punto di vista regionale, magari un po' di confusione c'è, anche perché è vero che i ragazzi vanno inseriti in un contesto comunitario dove ci sono le associazioni, io lo faccio anche per lavoro, che tra l'altro stiamo parlando di ragazzini che hanno 13-14 anni e che poi li prendi in mano e scopri che sono dei ragazzini, e a me piace moltissimo l'immagine di prima della nonna. Manca quello, manca quei valori che probabilmente noi, ma tutti quanti, non siamo più riusciti a dargli. Per cui è vero che questi progetti vanno finanziati in maniera intelligente. Non è che possiamo creare queste vagonate di soldi. Carrozzoni anche di vagonate di soldi buttati via, Mirella. Nel senso che se non si raggiunge l'obiettivo, sono soldi buttati via. Ma i centri estivi, ma perché dobbiamo farli sempre con le cooperative? Ma perché non possiamo mettere assieme queste realtà che abbiamo, fortunatamente, che nonni ne abbiamo anche tanti, fortunatamente, però divisi, maschi e femmine, ragazzi e ragazze, centri estivi, ma quali? Ma dove? Ma chi ha detto sta roba qua? Perché non iniziamo a mettere come faceva una volta, che il ragazzo più grande aiuta quello più piccolo, insegna, magari gli stessi che sbagliano a insegnare ai più piccoli, cioè secondo me dobbiamo motivarli, dargli anche più valore alla persona che sono. Io ne ho e dico, ma tutto sommato, sa cosa ho fatto? Ho raccontato anche ai miei telespettatori, mi sono seduta proprio qui in Maranza, all'improvviso, erano là tutti belli seduti, e io, mi sono seduta in mezzo e li ho guardati, questi ho guardato, questa vuol droga, cosa vuoi? Ma dove vieni a questa? E devo dire la verità che ho scoperto, le sapevo già, ma che alla fine sono dei ragazzi che non sanno neanche loro in quel momento perché sono così. Allora bisognerebbe cercare anche di tendere la mano, assessore Biasi, andare proprio da questi, prenderli uno alla volta, intanto dividerli. Uno alla volta e dire, tu chi sei, cosa fai, cosa ti piace fare, vieni con me che ti faccio vedere, perché loro mi hanno seguita, sono venuti con me, come mai? Vuoi vedere che ho qualche... No, perché in quel momento hanno capito, prima che non avevo paura di loro, secondo che li stavo guardando,
veramente bene, e terzo che volevo capire perché sono visti così male. E gli ho detto, ma perché quelli che passano qui davanti hanno paura di voi? E li ammazziamo tutti questi qua, hanno detto. Perché secondo loro non bisogna aver paura. È là il messaggio che io ho capito forte, Biasi. Non siamo quello che voi vedete, siamo altro. Siamo così perché qualcuno non ha capito niente. Perché gira troppa droga, girano troppi soldi, le paghette, le famose paghette. Cosa faccio con questa paghetta? E inizio da piccolo. Io mi ricordo, e lo dico anche a Rossella Cendron, quando hanno preso quel ragazzo minore con la droga, con la coca, e ho detto, dove l'hai presa? A casa mia che ne c'è un vassoio tutte le mattine che mi sveglio. Cioè, capite che forse qualcuno non vi spiega bene com'è la situazione delle nostre famiglie per bene, le famiglie del Mulino Bianco, che poi apri la porta e scopri quello che non vorresti mai vedere? Assessore Biasi. No, a me piace il discorso della paura. Io poi parlando anch'io con questi ragazzi scopri che veramente sono in gabbia, sono veramente spaventati, perché poi se si gira a Treviso, poi ho la fortuna di andare al lavoro e quindi vedo i ragazzi che vanno a scuola al mattino. Ed è un mondaccio, nel senso che veramente poi lo spaccio viene dentro il bus a Treviso. Non viene nella scuola, attenzione, attenzione. Prima di andare a scuola loro fanno il pieno, e quindi questo è importante. E no, volevo portare un esempio, perché poi l'altro giorno eravamo al Parco dei Moreri con una cena, abbiamo fatto la pizza con le famiglie in rete, quindi famiglie in rete, situazioni un po' particolari delle nostre famiglie, con dei volontari, e fuori c'erano 4 ragazzi, i 4 maranzoni, che stavano facendo un po' di casino. E io anch'io sono andato a chiamarli e li ho chiamati dentro, e sono rimasto stupito perché abbiamo giocato a tombola e loro non conoscevano la tombola, e quindi da lì la tradizione di capire e la gioia di estrarre dei numeri e dare dei regali, però è stato pazzesco, e poi alla fine mi hanno pure ringraziato. E loro non avevano mai giocato a tombola. Non gli hai dato un smartphone, gli hai fatto giocare la tombola. Certo. Cioè, questo che forse non riusciamo, che hanno bisogno ancora di giocare, che non li fa più giocare da nessuno. Non giocano più questi bambini, non giocano più. A 4 anni la mamma, l'ho vista l'altro giorno, telefonino, col giochetto. Ma ho detto, ma sei scema? Gli ho detto, ma cosa stai da... ma noi ma che è abituato di cosa? Cioè, capite che non è tutta colpa loro. Io ho sentito, anzi, mandiamo il professor Calò, che voglio farlo sentire anche a Rossella Cendron e all'assessore Biasi, per cortesia, che ha detto delle cose veramente importanti. Rivediamo quello che ha detto e risentiamo il professor Calò. Mi è piaciuto tantissimo. Si diventa violenti perché si coltivano pensieri violenti, poi si passa alle parole violente e poi si passa alle azioni violente. Vuol dire che da anni i giovani respirano un'aria di violenza, e quest'aria di violenza non è loro, l'hanno respirata da quando erano bambini. Conosce bene il mondo dei giovani il professor Calò, lui che è stato ed è tuttora a contatto con i ragazzi anche per il suo impegno alla guida della Fondazione Venezia per la Pace. E allora, di fronte ad una violenza sempre più diffusa tra i giovanissimi, anche nella sua Treviso, mette in fila le responsabilità di quanto sta succedendo. Gli adulti, e qua c'è un problema enorme, gli adulti non sono testimoni sani. Gli adulti, noi giovani, non scarichiamo sui giovani ciò che è nostra responsabilità. Azioni, parole, pensieri di violenza che hanno permeato la vita dei ragazzi. La violenza, dice Calò, domina il mondo di oggi, a partire dai social. Si sono immersi in questo mondo o sono stati immersi in questo mondo, e poi le conseguenze le vediamo. Ma io credo che il giovane abbia bisogno di testimoni diversi. Mancano le situazioni di incontro, se non in un mondo artificiale dei cellulari, e anche in questo caso per il professor Calò non bisogna far ricadere le responsabilità sui ragazzi. Siamo noi che abbiamo costruito questi aggeggi infernali, se posso usare questo termine,
che spesso diventano infernali proprio perché creano dipendenza. È una droga, ma anche per noi adulti è ormai diventata una droga. Sono droghe pesanti. Nonostante questo quadro, per il presidente della Fondazione Venezia per la Pace non è troppo tardi per invertire la rotta, per cambiare le cose attraverso l'accoglienza, il dialogo, il confronto. Non dobbiamo avere l'illusione di cambiare il mondo così. No, non si può cambiare il mondo così. Però dobbiamo avere la convinzione che ognuno di noi può cambiare. Allora, sentiamo, assessore Biasini, le parole del professor Calò mi hanno colpito molto, perché condivido in toto tutto quello che ha detto. No, a me piace il finale, che in realtà non possiamo aspettare che il mondo cambi, ma dobbiamo cambiare ognuno di noi che è lì. Il clima di violenza è vero, si percepisce, ma si percepisce anche semplicemente dai talk show di politica. Veniamo dal consiglio comunale, io stanotte ci ho dormito poco, perché poi capisci che in realtà non è che chi porta l'idea in maniera più aggressiva e quello vuol dire poi portare a casa determinate cose. Non può funzionare così. In famiglia è uguale, probabilmente anche fra genitori le relazioni non sono più così sane, perché comunque i valori non sono più quelli del vogliamoci bene, capiamoci, ascoltiamoci, l'ascolto che è fondamentale, è altro. Quindi adesso Natale che antivigilia oggi, giusto? È che anche lì il Natale che significato ha oggi? Per noi era veramente qualcos'altro, per i ragazzi probabilmente non ce l'hanno più, se non il ricevere determinati giochi, e chiaramente lo smartphone adesso la fa da padrone, e poi immergersi in un mondo, e ha ragione Calò, che fa veramente paura. Noi non abbiamo idea di cosa succede di notte all'interno di delle scatole magiche qui, e ci sono dei ragazzi che fanno dei tornei pazzeschi e dove in realtà si spara, si bestemmia e si dicono un sacco di insolenze, e questi passano 7-8 ore al giorno a fare questo di notte, che chiaramente anche lì c'è tutta una visione notturna dove in realtà il riposo, la tranquillità, l'albero del Natale, cioè dovrebbe essere veramente diverso il mondo. E ha ragione Calò quando dice che non è colpa del mondo, è colpa di ognuno di noi, perché le piccole cose le cambiamo noi dal nostro piccolo. L'altro giorno ho avuto la pastoria del Borgo Furo ospite e hanno portato, Rosario Accendone, una cosa molto bella, il bigliettino di Natale come una volta, che si scriveva con i brillantini. Perché non iniziare anche magari a questi bulletti, iniziare a fargli fare i bigliettini di Natale? Fra poco arriva Pasqua, Natale ormai non li affermo più, ma siccome arriva Pasqua, ma proprio quelli sopra le righe, vieni qua che facciamo assieme il bigliettino di Pasqua e così ci racconti cosa hai fatto nel tuo periodo, perché sei arrivato a questo punto. Fammi un disegnino, quello che vuoi, perché io sono convinta che dobbiamo ripartire proprio dal gioco, dall'ascolto, dall'osservarli, da fargli capire che è ancora una piantina piccola che non può decidere tutto quello che vuole da solo, e soprattutto sti genitori, no? Questo genitore che deve capire che è piccolo, che va sorvegliato, che va guardato nella maniera giusta, nel modo giusto, che non può essere sempre tutto concesso perché il no ti impegna. Sì, è facile, il no che impegna, Cendone, lei ha anche figli, è il no che impegna. No, Mirella, qua appunto mi prendi anche da genitore, non solo da amministratore, perché è vero, dobbiamo prenderci l'impegno come genitori prima di tutto di stare nella relazione. Cioè, guardate che resistere alla tentazione della delega oggi, cioè si delega, allora ci sono questioni lavoro, organizzative, eccetera, molto più complesse rispetto a una volta, ma i genitori siamo noi e dobbiamo esserci. È chiaro che si predilige magari una qualità rispetto a una quantità, ma ci vuole anche il tempo di stare nella relazione con i nostri figli e di trasmettere, di parlare, di ascoltarli, ascoltare anche i loro silenzi, perché anche i silenzi parlano. E la dimensione che dicevi tu, è stato bellissimo anche l'esempio dell'assessore che ha detto ho chiamato i Maranza a giocare a tombola e ci sono venuti così volentieri. Ma perché? Ma perché abbiamo bisogno di luoghi in cui condividere, non smetterò di dirlo. Ma nel momento che questi ragazzi entrano con l'assessore, non li vediamo più come Maranza, certo, li vediamo come ragazzi, perché li togli dal punto dove tu li vedi e hai dato quelli, non so chi che ha inventato aggettivo, ma veramente io, cioè, come disabile, handicappato, mongoloide, adesso abbiamo il mare, ma cosa vuol dire sta parola? Assessore, non è forse che anche noi ci mettiamo sempre l'etichetta per evidenziare ancora di più quello che non dovremmo evidenziare?
Beh, assolutamente. Poi il Maranza nasce da una cultura di Milano, milanese, dove in realtà i Maranza sono i ragazzini che si vestono con i pantaloni un po' abbassati e fanno un po' di scena, quindi è vero che abbiamo bisogno di etichettare tutto, perché poi se noi riusciamo a etichettarlo riusciamo anche ad allontanare, a tenerlo lì e contenerlo e non entrare in relazione. E permettetemi, Mirella, un altro esempio che poi è quello che passa. Noi avevamo il centro anziani di Cendon e abbiamo delle persone fantastiche che stanno lì e fanno i volontari, che già lì poi si apre un mondo, dici, già avevo sta gente che vive tutto il giorno lì da volontari e magari si prendono pure le parole dalle mogli perché magari vivono troppo lì. Loro cosa fanno? Loro alla sera, quando vedono sti ragazzi un po' così, loro offrono il gingerino. Quindi si siedono insieme, gli offrono sto gingerino insieme e bevono insieme. Poi lo sanno benissimo e l'accordo è: però mettete via. Non è che gli chiedono cambiate, non drogatevi, dite no, mettete via. Quindi gli passano quelle piccole regole del sociali dove in realtà crei la relazione e loro li conoscono, sanno benissimo chi sono. Loro arrivano là di sera, stanno lì probabilmente anche di notte. Ma perché non allargare di più, Assessore Biasini, sa come la penso io, magari col biliardo, magari di cercare anche di inserire delle coppie, perché il biliardo a mio avviso è molto importante, lui so dire perché sa come pensa la Mirella, mettere assieme ragazze, ragazzi, donne, uomini assieme, cercare di cambiare registro, non c'è niente da fare, dobbiamo cambiare registro, però dobbiamo fare, cioè basta parlare, dobbiamo agire perché loro sono là che guardano. Sì, e servono, qua torniamo all'origine e qui guardiamo anche il consigliere regionale, servono dei progetti fatti veramente poi pensando e ascoltando il territorio, perché non è che si può pensare da un ufficio che magari dice ok, l'operatività di strada che adesso che ha 30 anni di storia non funziona più. I ragazzi non sono in strada, sono altrove, sono online, sono altrove. Perché anche lì è inutile che ripercorriamo strade che non hanno portato risultati. Ma no, sono fuori su storia. Piuttosto investiamo in questi centri. E anche qui abbiamo delle persone che comunque a fatica, che poi magari mettono via pure 2.000-3.000 euro all'anno e lo donano, capito? Quindi è chiaro che se noi gli diamo gli strumenti a queste persone qua per fare anche determinati progetti sani e di aggregazione, possiamo veramente fare tanto. Ma perché si deve fare sempre feste solo il sabato e la domenica? Non si può fare il lunedì, il martedì, il mercoledì? È scritto che per forza dobbiamo festeggiare il sabato e la domenica. Io sono convinta che questi pomeriggi di questi ragazzi sono talmente squallidi, perché se non hai la fortuna di aver soldi, perciò iscrizione, perché anche fare sport costa, calma, non è che sia così semplice, così facile. Rossella Cendrocia. No, è per quello che bisogna investire nello sport per poter anche ridurre quelli che sono i costi delle società, perché tutti devono aver accesso. Adesso noi abbiamo un progetto particolare a Silea, lo dico perché è uno dei nostri orgogli, che è il progetto Sport e Musica per Tutti. Noi diamo da 10 anni a ogni ragazzo dai 6 ai 18 anni che fa sport in maniera continuativa, almeno 8 mesi all'anno per 2 volte alla settimana, quindi non è una cosa impossibile, 200 euro a ragazzo o a ragazza e 250 per chi fa musica, anche cumulabili fra loro. Ed è un progetto cospicuo perché guardate, sulla Silea è un investimento di più di 100.000 euro, ma ci teniamo e lo preserviamo perché è una specie di borsa di studio che ci permette di dire in maniera indiretta alle società sportive, ma anche alle famiglie in maniera diretta: guardate che ci teniamo che vostro figlio faccia sport, perché vuol dire entrare in un sistema di valori che lo preserva da altro e gli insegna come dire, quello che è il valore della squadra, dell'aggregazione sociale, lo tiene fuori da certi giri. Non è proprio un investimento diretto solo sull'educazione motoria del corpo di questi ragazzi, che ricordo hanno anche bisogno, perché abbiamo percentuali di obesità, lo ricordo anche questo, infantile e giovanile, che è preoccupante rispetto a qualche tempo fa. Ma è soprattutto il valore sociale quello in cui crediamo, in cui investiamo. Adesso questa è una buona pratica che ci è stata riconosciuta anche con dei premi, magari si potesse portare progetti come questo a un livello regionale. Il mio lavoro sarà anche questo. Il Presidente della Regione ha detto largo ai giovani, mi sembra che mi sembra che su questo non so ci sia un'apertura. Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ma l'apertura almeno c'è stata. Certo. Tanto è vero che io lo inviterò a questo musical che faremo il 5 di gennaio a Conegliano al Dina Orsi, dove ci sarà questo spettacolo fatto da tutti i ragazzi sul testo di Papa
Papa Francesco, autorizzato da Papa Francesco. Ha detto: ragazzi, continuate a mandare questo messaggio di pace. Verrà letta anche la lettera di Papa Francesco con lo scrittore che era vicino a lui, per far capire che noi dobbiamo continuare con questi messaggi, non dobbiamo girarci dall'altra parte, perché loro ci stanno guardando. Questi ragazzi che hanno messo in atto questo musical bellissimo, pensate che la regista mi ha detto, quando gli hanno proposto, ha detto: faccio un musical sul testo di Papa Francesco con le parole di Papa Francesco, e loro sono riusciti a creare qualcosa di bellissimo, qualcosa veramente che ti dà il segnale di speranza. Questi giovani parlano di speranza e dobbiamo credere, dobbiamo supportarli, dobbiamo questo spettacolo far sì che giri l'Italia come stanno facendo, che altri ragazzi vengano, soprattutto le fragilità, che vengono invitati a vedere queste cose, non sempre dentro le fragilità, dentro il pseudo. Portiamo fuori il pseudo quando possiamo portarli, o sbaglio? Assessore Biasino, sa che io da qua non mi muovo e non mi sposto. Basta entrare, uscire, bisogna iniziare con la parola uscire, perché sennò continueremo a chiamarli disabili, mongoloidi, diversamente altri, invece hanno un nome e un cognome queste creature. Non so, io la penso così. Assessore. Sì, il concetto dell'inclusione. Allora, tutti parlano di inclusione, quando c'è un programma, delle elezioni tutti parlano di inclusione. In realtà l'inclusione è questa, l'inclusione è che uno diventa risorsa nel territorio alla pari degli altri, quindi anche i centri, è vero? Quella è integrazione, è una cosa diversa, dove in realtà tu tieni determinate persone e fai entrare nel sistema gli altri, non è quello, è che è l'altro il principio. E Mirella, è anni che ne parliamo di questo e cerchiamo anche di battere i pugni su questo, perché poi c'è il discorso lavorativo, non solo aggregativo, i weekend per questi ragazzi disabili, insomma anche quelli sono impegnativi. Abbiamo delle famiglie, anche esempi anche di Silea, che sono veramente poi sole durante i weekend e portano per una vita... Ma io parlerò anche con Stefani di questo, perché io li ho qua, questi ragazzi con le famiglie. E ho anche una scrittrice, che voi lo sapete a casa, che la nomino quasi tutte le mattine, che dice: certo che ho lavoro, Mirella, però non faccio passi avanti, non mi lasciano, perché vedono che sono disabile. E perciò la disabile ha il lavoro ma deve rimanere là. Io ho il diploma ma non vengo assunto, me lo dicono i sindacati, i numeri non ci sono. Tra quelli che potrebbero essere assunti, che hanno tutto il diritto di trovare un posto di lavoro, e le assunzioni. Perché? Perché abbiamo paura, perché non li vediamo, non ci fermiamo con loro a parlare, perché li vediamo come delle persone da mettere in un angolo. Questa è la verità, per questo dico che... Sì. Dobbiamo iniziare a farli uscire sti ragazzi, a far capire alle loro famiglie che c'è qualcun altro. Loro hanno creato il dopo di noi, queste famiglie, ma sentire qua le mamme sedute tutta lei che dicono: cosa sarà di mio figlio Mirella? Il dopo di noi non c'è. Allora sono anni che investiamo in cose, in parole, in progetti che non hanno portato a niente. E allora io penso adesso anche questo nuovo consiglio regionale, dove ha il maloppo, perché è là che c'è il maloppo da dividere, da creare, però abbiamo bisogno anche di competenza, di portare avanti progetti fatti da persone competenti, coscienza e coscienza, per migliorare la comunità. No, Mirella, davvero tu sai che io rimango un ottimista, perché oggi non puoi fare né il sindaco né tantomeno fare politica se non hai questa impronta di speranza. Ecco, questo diciamolo, non solo perché è Natale, ma perché davvero dobbiamo pensare di poter cambiare le cose. E allora io questa speranza ce l'ho e cercherò di mettere in atto tutto quello che è possibile per poter portare il bagaglio dei territori, delle esperienze concrete a Palazzo Ferrofini, perché è questo che dobbiamo fare, dobbiamo dare ascolto, tessere reti e portare quelle che sono le buone pratiche positive che già abbiamo in atto, perché ci sono le esperienze positive in atto, ci sono le idee, magari manca quel pezzettino che con le risorse si riesce a risolvere, ed è lì che bisogna dirottare anche i finanziamenti, ma in un progetto organico, che quindi veda l'investimento non solo magari di alcuni territori, perché ricordo che il Veneto è grande, cioè va da Belluno a Rovigo, e non a caso li cito perché sono sempre le province più diciamo dimenticate, e hanno bisogno di sentirsi, come dire, parte di questo tutto, anche sui temi sociali, dove ricordiamo che i più fragili soffrono di più nei territori abbandonati, più spopolati e con meno servizi.
E quindi questo è davvero un impegno che mi prendo, quello di creare le reti dal basso e poter portare delle progettualità in maniera omogenea sul territorio. Prima ho sentito il presidente Alberto Stefani che ha detto che hanno trovato un tesoretto. Siccome non è stato speso per la comunicazione 2 milioni di tesoretto, è stato dirottato alla sanità per aiutare, e lo trovo bellissimo. Allora non mi vengono a dire che non si possono dirottare i fondi che se sono destinati, guardate cosa hanno fatto con i fondi del PNRR destinati al terzo settore, dove sono andati, perciò non vengono a raccontarsi, perché alla Mirella non la raccontano proprio, però io penso a quelle famiglie che hanno bussato, a quelle associazioni e gli hanno risposto: non abbiamo soldi, non abbiamo abbastanza, e poi ti trovi i tesoretti fermi perché non sono stati spesi. Cendron, questi sono quello l'ha detto Alberto Stefano, mica che me l'abbiamo inventato. Cioè, capire se ci sarà la volontà di spendere questi soldi nella maniera giusta, nel modo giusto, con la richiesta che c'è di aiuto. No, Mirella, però qua io divento un pochino rigida, tra virgolette, perché non è che si risolvono i problemi con le briciole, e perdonami per la parola briciole, ma questi sono fondi che dovevano essere spesi da gruppi, diciamo, consigliari, e non sono stati spesi. Insomma, facciamoci anche delle domande. Se tu hai dei finanziamenti per fare determinati investimenti, li devi spendere, perché sennò è anche un'inefficienza. Ecco, io questo anche perché sono soldi pubblici. Certo, ricordiamoci che i soldi pubblici non sono una gentile concessione del Presidente. Non sono i tesoretti di qualcuno. Esatto, quindi ben venga, accogliamo con gaudio il fatto che vengano dirottati sulla sanità. Però io sulla sanità voglio progetti strutturali e, tra virgolette, con obiettivi chiari e con fondi chiari. Quindi va bene il tesoretto di fine anno che doveva essere speso in altri modi, in maniera efficiente, e vabbè, ce lo ritroviamo sulla sanità, ma non è così che si risolvono i problemi. Ci deve essere programmazione attenta e ci deve essere appunto investimenti mirati e oculati. Questo vigileremo perché sia così. E noi saremo qua molto attenti a questi soldi, perché sono soldi nostri che noi veramente avremmo piacere che fossero spesi nella maniera corretta, visto le emergenze che abbiamo, ad esempio della casa, queste case che non si trovano. No, assessore, non ho capito. Assessore Biasi, ma tutti chiusi che hanno paura di affittarle, quello che ha la pelle scura, a quel ragazzo, perché non so chi è quel ragazzo, mi fa tanta paura, no, chiudo, qui ci chiudiamo sempre a chiave, una volta non avevamo le chiavi, adesso chiuso, vuoto e chiuso. Ecco, cosa ne pensa? Non sarebbe anche il caso di creare anche delle opportunità a questi ragazzi, ma rimetterli assieme ai diversamente giovani che vivono soli nelle case? Sono già progetti in atto, non è che abbiamo scoperto l'acqua calda. Ecco, bisogna però insistere, perché la paura regna sovrana, questo è il problema. Biasi? E qui torniamo al discorso prima di Calò, quando la paura è anche la paura del diverso. Cosa vuol dire diverso? È il disabile, è il maranza, cosa vuol dire diverso? Ieri sera, tra l'altro, avevamo la fortuna di rinnovare con ISRA il nostro contratto che facciamo per i pasti domiciliari, l'assistenza domiciliare. Abbiamo avuto ieri il direttore Pavan che ha spiegato. Noi abbiamo lanciato un'idea, e tra l'altro adesso secondo me dobbiamo lavorarci, che è quella di fare dei co-housing che non siano relativi alla disabilità, un co-housing per i maranza che hanno bisogno di psichiatrici, per di dottori che li conoscono, eccetera, ma di mettere insieme delle persone che era un po' lo stile della famiglia. Dove in realtà una volta c'era lo zio che non era sposato, c'era la nonna, c'era il nonno vedovo dell'altra mamma, e insieme si viveva insieme tranquillamente. Io credo che sia proprio quello l'obiettivo, di mettersi insieme. Anche perché i posti ce li abbiamo. Ci sono, sì. Non è che ci mancano le strutture per creare. Poi è anche vero che però, ad esempio, penso alle nostre case ATER, dove un comune, noi a Silea ne abbiamo tantissime, ne abbiamo più di 190 erotte, e sono veramente tante, e magari qualche fondo anche per aiutarci a ristrutturarle ci vorrebbe, che è chiaro che se uno ha 100 appartamenti non riesce perché poi Silea non è che siamo grandissimi, siamo periferia di Treviso, abbiamo anche un sacco di appartamenti, tra l'altro di proprietà di Treviso, che sono a Silea, quindi con dinamiche un po' strane di inserimento,
inserimento, però noi siamo comunque sempre stati disposti a lavorare con tutti, perché sono persone e investiamo veramente tanto, quindi anche è vero che ci sono le case ATE, però se la regione ci dà dei soldi anche per ristrutturarle e renderle anche vivibili e con progetti particolari, noi abbiamo abbiamo anche la scuola di edilizia a Treviso fatta da giovani, che non sarebbe male anche iniziare proprio a coinvolgere. Noi avevamo 2 appartamenti dell'Atere, abbiamo resi disponibili per le emergenze sociali, quindi ad esempio adesso abbiamo 2 mamme che abitano con 4 bambini, 2 e 2, e noi li utilizziamo per dei progetti specifici, quindi loro stanno dentro 6 mesi, massimo 1 anno, però poi noi lavoriamo a livello progettuale con loro. Le case ATE erano nate per questo, un momento di necessità, dopodiché vai e do a un altro, invece hanno fatto anche là di tutto e di più. Proprietà Perfetto, allora bisogna iniziare a cambiare. Allora Rossella Cendron, come ci saluta? Come vi saluto? Mirella, io voglio fare gli auguri di Natale perché siamo nei giorni giusti, ma davvero l'augurio di Natale più bello che mi sento di fare quest'anno è quello di augurare pace. Perché a volte non ce lo ricordiamo, perché sappiamo come sono i media, quando c'è l'attenzione su un tema e battono, però anche se siamo distratti da altri temi, ricordiamoci che ci sono situazioni nel mondo che non possono tranquillamente stare qui a parlare anche dei problemi, perché i problemi li vivono e hanno il problema di arrivare vivi al giorno dopo. Quindi io auguro davvero un Natale di pace, ma di pace anche nel cuore, perché dobbiamo accorgerci anche di quelle persone accanto a noi che stanno vivendo esperienze difficili, e quindi auguro un Natale di piccoli gesti, perché davvero non servono grandi regali, grandi investimenti, a volte serve, come ci siamo detti più volte stamattina, serve avere l'attenzione, serve l'ascolto. E allora davvero con un Natale di pace nel cuore voglio augurare a te Mirella, ma a tutto lo staff, a tutti gli ascoltatori da casa, un Natale di pace nel cuore. Buon Natale a voi e alle vostre famiglie. E noi ricambiamo, guardi che sarà super osservata, ricorderemo ogni tanto le parole che ha detto qui Rossella Cendron, vedremo se riuscirà a portare a casa qualcosa, perché come ha detto lei, le briciole anche no, qualcosa di più concreto. Ce la metteremo tutta. Grazie, grazie, mentre l'assessore Francesco Biasin rimane con noi, pubblicità. Arrivato anche una persona a me molto cara e anche a voi molto caro, perché sta cercando anche lui di dare il contributo, questo famoso sasso nell'oceano che lui mette tutti i giorni a questo centro anziani, che è Dino Longhino, perché Dino Longhino vuole salutare una persona che al momento ha qualche problemino, sta facendo qualche tagliando. Allora chi è che salutiamo, Dino Longhino? Allora, Mirella, salutiamo il nostro presidente Fausto Scalco, che in questo periodo non sta vivendo tanto bene, è in ospedale, è in 4ª chirurgia, si è fatto un intervento, sembra che sia andato tutto bene e vogliamo fargli tanti auguri di una pronta guarigione e gli auguri di buon Natale se non ci vediamo. Fausto Scalco, ciao! Ciao Fausto, torna presto che abbiamo bisogno di te, dobbiamo fare una bella festa tutti assieme, vero Biasin? Allora, io ho chiamato Dino Longhino perché sono stata colpita da un fatto che veramente mi ha molto scosso, di solitudine, proprio in Varresia, di questo uomo, ecco, che è stato azzanato anche dai suoi adorati cani. Ma cosa potevano fare queste bestiole? Cos'è la solitudine in una valle così lontana, così, diciamo, tranquilla? Siamo stati, voi avete visto questo paesaggio bellissimo, però si ha bisogno di essere, secondo me, di vivere in comunità. Ecco, bisognerebbe capire ancora di più che forse questo isolamento va monitorato, a mio avviso. Cosa dici, Dino Longhino? Ma Flavio... Tanto salutiamo anche la famiglia del signor Flavio, che non c'è più. Sì, Flavio, poverino, non c'è più, ci dispiace, lo conoscevo molto bene, poi abitava proprio vicino a casa mia, che vi avevo fatto vedere su dov'è.
viveva solo, ha una famiglia, dei fratelli, ma sono sposati, sono via, lui viveva solo in questa borgata, anche un po' lontano dal paese. Quando ho sentito la notizia, che poi tra l'altro secondo me è stata un po' sconvolta, perché sono andato di persona a ricevere notizie su di Flavio. Sì, Flavio è morto, anzi sicuramente è morto di infarto. Qualche giornalista e qualcuno sprovveduto ha dato delle notizie un po' drastiche, cioè vere? No, non vere, perché hanno detto che Flavio è morto azzannato dai propri cani. Esatto. Invece chi è andato di persona, si è accorto della mancanza di Flavio, è stato un amico intimo e ha detto che i 4 cani che gli erano affezionati lo stavano vegliando da 4 giorni. Questa è la notizia ufficiale che ho io della mancanza di Flavio, che è morto, ripeto, di infarto. Avete capito perché ho invitato anche Dino Longhino? Per capire la verità che lui conosce, è un vicino di casa, e perciò è giusto anche dare, anche perché questi poveri animali, ecco, abbiamo sentito invece la verità che l'hanno vegliato. L'hanno vegliato per 4 giorni, esatto. E non Ti l'hanno ringrazio azzannato. Dino per aver fatto chiarezza, perché è stato un episodio che mi ha toccato profondamente. Sì, anche noi quando abbiamo Io non penso che questi cani abbiano fatto questo, è impossibile, non ci credo. Indovina chi c'è al telefono, pronto? Sì, pronto. Quella, grande amico. Pronto, Scalco Fausto al telefono, che il signor Longhino mi ha dato il via che sono in chirurgia. Comunque, ciao Mirella, ciao Francesco. Come ciao, stai, Dino. Fausto? Ma guarda, per stare domani forse mi danno le dimissioni e allora vengo a casa e sono anche, faccio un po' fatica a camminare, però diciamo che la voglia di riprendere a tornare si ritorna. Volevo ringraziare Babbo Natale e la Befana, che erano stati la prima che avevo guardato, e anche il sindaco Rossella con tutti quanti voi, e farvi le buone feste Senti Fausto, di Natale. che clima c'è in ospedale? Perché è bello anche capire come ve la passate in ospedale, ecco, dopo gli interventi, ecco, come funziona in ospedale? Avete fatto amicizie nuove, incontrato persone nuove, parlate, prego. Qua ho trovato della gente che conoscevo già di 11 anni fa, ho trovato fisioterapisti, ci sono dei infermieri e delle OS che sono stupende, tranquille, non si arrabbiano mai, sono gentilissime. Guarda, non posso dire niente su questo campo, perché se qualcuno dice che l'ospedale di Treviso, per carità, ci sono i vari e ti dico non so cosa dire. Non so cosa dire contro l'ospedale, ecco, voglio questo, anche i dottori e tutto, ma ti dico, le OS che sono sempre presenti, alla notte suoni 30 secondi e sono là, non c'è proprio nessun problema su questo campo. Fausto, ma la degenza può diventare anche amicizia con le altre persone che hanno altri problemi di salute? Non ho capito, Mirella. La degenza può diventare anche amicizia nel momento che tu sei vicino a un'altra persona? Certo che diventa amicizia, perché io a fianco qua avevo uno da Conscio, Pasquale, ha avuto assistenza anche lui, Robalzare, e purtroppo la moglie, la figlia, il figlio che facevano giorno, notte. Dopo la notte non dormiva perché si sognava, cioè, purtroppo sono cose che devi rispettare, perché anche lui sta male, non come tanta gente, non dormo, voglio cambiare stanza e vuoi far qua e vuoi far là, cioè, purtroppo così. E dopo si parla assieme su questo punto qua, si parla e te conosci gente. Esatto. Grazie veramente, grazie Fausto. Grazie. Dai, torna a casa e facciamo una bicchierata, sì, vero Assessore, vero Dino? Dai, una bella bicchierata per festeggiare il rientro. Auguri di nuovo a tutti. Grazie. Auguroni. Ciao, allora, grazie. Dino, hai sentito che ha chiamato Fausto, ecco, cosa vuoi dire con l'amicizia? Sinceramente ci tenevo, anzi l'ho chiamato, prima di venire qua stamattina l'ho chiamato, ho detto come stai oggi, ce la senti di farci una telefonata e farci gli auguri di Natale? E te lo faccio senz'altro, vedrai dire. Difatti l'ha fatto e mi ha fatto molto piacere. Per me
ma anche ai nostri telespettatori che ci vedono, che sentono tramite voi qui la sua presenza nel territorio, come lo fa quotidianamente al centro anziani. Ascolta Dino, cosa dici di questa idea che ne abbiamo parlato, discusso prima con l'ex sindaco, si chiama Sema, consigliere regionale adesso, con l'assessore Biasin, di aprire questo centro anche ai giovani, alle donne, ai bambini, cioè allargare l'orizzonte, perché sennò con gli orsi e basta, non si va da nessuna parte. È vero che abbiamo gli orsi al pomeriggio, che poi alla fine che poi gli orsi li avete visti. No, ma in effetti in certi momenti sono veramente degli orsi, ma sono anche delle poi brave persone che socializzano, si fanno piacere tra di loro e vengono in questi posti perché hanno bisogno di trovare dei momenti e dei spazi anche per loro. È giusto che ci siano, ma non siamo solo questo al centro anziani, perché ci sono i compleanni dei bambini, sono i compleanni degli anziani, convegni medici, feste in continuazione. Però quello che dicevate prima, se ci fossero anche sti Maranza famosi, che dico Maranza, ma sti ragazzi, sono bravi ragazzi che, sopra le righe, come diceva Francesco prima, quando si siedono lì fuori, per farli contenti gli porto la bottiglia di gingerino e gli chiedo solo di non sporcare, che mi magari fare una partita di tomba come che ha fatto l'assessore, non sa proprio male. No, ma in effetti sono dei bravi Giulia ragazzi. da Venezia, vai Giulia. Sì, Mirella cara, ciao. Buongiorno a tutti, anche gli ospiti che hai là. Allora Mirella, io chiamavo per fare gli auguri a tutti, alla grande famiglia di Rete Veneta, al dottor Bacialli e a tutti i ragazzi che rispondono al telefono, che sono gentilissimi. Allora Mirella, visto che non si può nominarli tutti quelli che chiamano della grande famiglia, gli voglio fare un grande abbraccio a tutti virtualmente, di cuore, di tanta salute, che ne abbiamo bisogno tutti. E non finirò mai di ringraziarti Mirella per tutto quello che fai, i tuoi assegni. E vi voglio tanto bene Mirella, tutta la tua famiglia di Rete Veneta. Vi abbraccio, vi saluto tutti, vi mando anche un bacio a tutti. Ciao Mirella cara, ciao. Ciao cara Giulia, Ciao, cara ciao. Giulia, cara, sentite, queste sono le persone che ci guardano, che ci supportano, che riescono anche ad esprimere anche loro delle opinioni, ecco, interloquire su quella che è la realtà, che è anche la realtà politica. Ma Giulia è una guerriera, Giulia vuole sapere, vuole capire anche perché c'è tanto malessere. Ma che c'è tanto malessere, assessore? Ma cosa è successo anche in politica? Cioè, hanno perso il lume della ragione. Io penso che non riescono più a capire, ecco, la via di casa qual è. Forse che ha perso anche la via di casa. Prego, assessore Biasin. Probabilmente poi ogni elezione porta a poltrone nuove, Mirella, e quindi c'è un po' di gara su questo. E invece permettimi di ritornare alla grande famiglia di Rete Veneta e a Mirella Tuzzato. Io credo che probabilmente manca questo. Voi adesso, noi abbiamo la fortuna di essere ospiti di Mirella, non è la prima volta, e ogni volta che entri qui ti senti in maniera diversa, e non credo che tutti gli studi siano così. Adesso ce l'ho qui e chiaramente lei sì, glielo dico direttamente, però io credo che manchi questo, che è l'accoglienza, ma anche la volontà di andare fino in fondo a determinate questioni, di arrabbiarsi anche, di tirare su un putiferio come fa Mirella, però manca questo, manca la vera voglia di risolvere anche determinati problemi. Probabilmente la politica lo vediamo, cioè, regionali sono andati a votare pochissime persone, quindi non è che abbiamo la maggioranza, non è vero, non c'è la maggioranza, la gente ha perso la fiducia, e io lo sento anche da assessore, perché poi abbiamo delle persone fantastiche che ci vogliono bene e che possiamo camminare a fianco, però abbiamo tante persone che non sanno neanche chi siamo, per cui tu vai per il paese e capisci che ci sono un sacco di famiglie nuove che non vivono il paese, e questo è anche colpa nostra. Ma una volta si
suonava i campanelli, l'ho detto anche al presidente del Proloco, che forse dovevamo iniziare a suonare i campanelli un'altra volta, a salutare, a fare gli auguri. Non lo facciamo più. Una volta era così, si usciva anche con la neve, si andava a salutare i vicini, era bellissimo con i bambini, le caramelle. Sparito tutto, non sa perché. Ma perché siamo noi che ci siamo chiusi. E perché ci siamo chiusi? Perché qualcuno ha voluto questo. E con quale mezzo ci ha dato? La paura. La paura di uscire, ma adesso si ha paura anche di stare in casa, forse è meglio uscire che stare in casa, meno se esco trovo qualcuno. Allora andiamo a vedere, perché voglio ringraziare anche i miei volontari, permettetemelo, perché veramente sono sempre nel pezzo. Anche questa mattina sono là da questa mattina alle 7 al Banco Solidale per preparare per domani. Andiamo a vedere anche questo presepe che hanno costruito ogni anno in provincia, l'unico banco alimentare all'interno di un ente pubblico in Italia, ed è il nostro, è quello dei Veneti Schiacciati. Andiamo a vedere il presepe del Banco Alimentare dei Veneti Schiacciati. No, quello dopo. Copertina presepe Banco Solidale. Ecco qua. Sono tutti belli i presepi, però è bello anche il nostro, devo dire la verità, è bello. Perché è proprio bello, sono stati proprio bravi. Ma avete visto quell'albero in legno, illuminato, fatto a mano? L'ha portato un signore per Mirella, non so neanche chi è, almeno lo ringrazio. Questo è per Mirella, che naturalmente Mirella l'ha lasciato al Banco Solidale. È fatto a mano, ma avete visto che bello? Bellissimo. Ecco, perciò io ringrazio questo signore, non ha voluto lasciare né il nome né il cognome, perciò ringrazio, perché è un banco che fa veramente la differenza per far capire la sensibilità di tante persone che abbiamo. Cos'è la sensibilità? Assessore, dopo passiamo a Dino Longhino che ci deve dire una cosa a proposito di Natale. Sensibilità è che poi tecnicamente in psicologia è l'empatia, è mettersi al posto dell'altro e capire come sta. Ed è quello che abbiamo perso. E io penso che il Natale sia un po' questo, non ci sono grandi cose. Il presepe è vero, è proprio bello. Tra l'altro mi piace Mamati perché è pieno di muschio, poi anche l'atto di andare insieme con i figli, con i nonni a prendere il muschio ci riporta veramente a una cosa fatto col muschio vero. Col muschio vero, che fa anche quel profumo di muschio e di umido, che è bellissimo. La sensibilità è quella, è mettersi al posto dell'altro e capire, e avere anche a volte la forza di sopportare
le tristezze, i momenti bui anche degli altri, ma non solo, perché poi è anche vero che se si vive con le altre persone non ci sono solo momenti bui. Io so che da assessore sociale è molto di più quello che ho portato a casa che quello che ho dato, perché è così, basta mettersi in ascolto. Dino Longhino, cosa vuoi dire a proposito di presepi? Il centro anziani di Cendon ha fatto quest'anno un presepe particolare, assieme agli amici di Cendon e agli alpini. Che ve lo faremo vedere, Cendon, oggi non ce l'abbiamo, ma ve lo faremo vedere. Che condividiamo la struttura lì con un bel cospicuo numero? No, non è il numero, sostanza, con una bella cospicua costanza di soldini abbiamo fatto un regalo particolare all'asilo di Cendon. Abbiamo è anche una bella festa, perché una bellissima festa venerdì tutti assieme con i bambini, i genitori, il Babbo Natale e quant'altro. Abbiamo donato all'asilo di Cendon tutta una serie di attrezzature che abbiamo concordato con loro che gli servivano. Abbiamo fatto un regalo di Natale del 2025, il centro anziani assieme agli amici di Cendon e agli alpini di Cendon. Per noi è stato un grande piacere e orgoglio, e abbiamo visto la felicità oltre dei bambini per Babbo Natale, ma delle maestre per ciò che hanno ricevuto. E la vigilia come sarà? Cosa ci sarà al centro anziani di Cendon? Cosa farete? Sicuramente mi hanno chiesto un po' di bigui in salsa, che oggi pomeriggio preparerò per gli amici. Domani passiamo. Domani passiamo bigui in salsa per gli amici. Quanto bella è la compagnia? No, bellissimo, cioè io sono gratificato ci metto anche tanto impegno, devo dire la verità, ma non lo dovrei dire io, lo vedono gli altri. Però tutte le gratificazioni che ricevo ripagano di ciò che faccio, per cui la mia paga è proprio la soddisfazione di ciò che ricevo, ecco. Allora dobbiamo salutare Silvia da Torre Belvicino, che ha chiamato ma è riuscita a comunicare con Mirella, perciò tanti auguri Silvia, grazie anche dei tuoi auguri di Natale, fa piacere, vedete da quante parti ci vedono dappertutto, io so che siete in tantissimi sempre, perciò vi ringrazio di cuore. Domani vi farò gli auguri ufficiali, perché domani è la vigilia, oggi è l'antivigilia, ma iniziamo già a scaldare i motori. Assessore, che auguri facciamo? Ecco, cosa si aspetta dopo aver sentito anche Rossella Cendron e tanti consiglieri regionali? Perché sai, io mi sono confrontata anche anni fa e il problema era che sentivo ma sono consigliere, non conto niente, ma sono in commissione, non conto niente. Io mi dico, sta casa cosa vieni tu a fare? Questa casa no, se non conti niente cosa vieni tu a fare? Ecco, invece devono contare qualcosa, perché maggioranza e opposizione devono creare qualcosa di positivo, o sbaglio? Certo, e come sempre che fa la differenza è la volontà. Se uno veramente vuole cambiare, la cambia dal basso anche. Quindi è chiaro che non ci sono ruoli meno più importanti. Chiaro che lì sicuramente certe dinamiche ci sono e le sappiamo bene, però insomma noi confidiamo che il nostro sindaco ex porterà comunque tante buone cose. E come augurio di buon Natale io ritorno alla grande famiglia di Rete Veneta e a Mirella. Io credo che il Natale sia questo, Mirella, è mettersi in ascolto delle persone come fai tu ogni giorno, ascoltare le persone e incavolarsi perché le cose a volte non vanno bene, e ti ringrazio perché in 20 anni che ti conosco tu l'hai sempre fatto, e non è quel Natale vogliamoci bene, attenti agli altri. È anche questo, è arrabbiarsi, è voler esserci e voler cambiare le cose. Soprattutto quello, soprattutto voler cambiare le cose. Un'altra cosa importante che volevo sentire, Assessore, cosa vuol dire avere un comune che non c'è più il sindaco? E perché io lo ricorderò la prossima volta. Io sono convinta che il sindaco deve finire il mandato, l'ho detto anche agli altri sindaci, dopodiché quando ha finito i 5 anni, i 10 anni si può candidare in regione o andare dove vuole, ma nel momento che sei sindaco tu devi finire il mandato. Lei cosa ne pensa? Allora, è chiaro che poi io non posso entrare nelle scelte di Cendron e quindi, anzi, l'abbiamo appoggiata in questo. Molte persone ce lo chiedono, quindi adesso che succede? Quindi la scelta è stata fatta perché? È chiaro che poi in regione ci sono altre dinamiche e quant'altro. Ma io so solo che la squadra che siamo adesso, come sempre, continueremo ad impegnarci. Cambiano le dinamiche, perché poi è anche vero che gioco di partiti, destra, sinistra, lo sai benissimo, Mirella lo sa,
per me non c'è una destra, non c'è una sinistra, e anche Dino mi aiuta sempre in questo. Ci sono le persone che vogliono amministrare bene, che siano di qua o di là poco importa, io mi sento così, non sono né di qua né di là, ci sono delle persone, quindi sicuramente continueremo con lo stesso spirito. È chiaro che comunque è un bel scossone e facciamolo diventare un'opportunità, questo esatto. Sì. L'importante è andare avanti, certo. E soprattutto però giustamente bisognerebbe anche dare delle risposte fino alla fine, perché i problemi sono tanti e soprattutto i sindaci sono gli unici che sono con la patata in mano, è una patata bollente. Perciò io ringrazio veramente tanto i miei ospiti. Dino, che saluti vuoi fare, che auguri, velocissimo? Allora, sì, velocissimo. Tu sai che sono ospite qui a Silea perché sono originario della Val di Resia. Val di Resia, cultura e un mondo particolare. Io ho diversi amici qui nel territorio resiani e voglio salutarli nella nostra lingua originale. Ecco. Ne dobre svete vinata, hanno ne dobre neveletto, santi Rosaionove che sa possuto. Auguri a tutti. A posto. Grazie ai miei ospiti, grazie a voi. Buon Andiamo Natale a vedere l'assegno di Mirella, il vostro assegno. Ecco qua, siamo arrivati, siamo con queste 3 bellissime bimbe, sono anche un po' le mie bimbe, eccole qua, guardate che brave sono, guardate, guarda che capelli, guardate che capelli, bravissime. Allora siamo arrivati, non dico località, non dico dove siamo, non dico niente, questa è la mamma e dunque quello che io volevo capire è, si è fatto sentire qualcuno? No. Bene, sono contentissima, perfetto. E cosa è che ti serve? Niente, a me serve un'auto per più che altro portare quando inizieranno le scuole o se devo andare a fare la spesa o per qualsiasi emergenza. Quanti anni hanno le bimbe? 10, 7, 2. Allora, la macchina, perché tu hai trovato anche un lavoretto, saltuario, ma un lavoretto intanto c'è, però il problema è come arrivare a questo lavoro. Sì, allora noi ti aiuteremo anche in questo. Oggi io ti ho portato un assegno, perché so che tu hai bisogno, c'è l'avvocato Tocchetto che sta seguendo il caso, vedremo come andrà a finire, c'è anche il telefono azzurro, qualcosa succederà. Tu stai qua tranquilla intanto, ok? Tranquillissima. Grazie. Allora, questo è l'assegno. Grazie. Della grande famiglia di Rete Veneta. Grazie. Cosa vuoi dire? Vi ringrazio tutti, soprattutto per il supporto che mi state dando, neanche in quanto a me, ma soprattutto per le bambine. Cosa è che provi in questo momento? Se fosse per te ti darei anche una bella bastonata, secondo me, essere sincera. Sai che mi sono sincera. Ma il problema è si faria proprio bene darti una bella bastonata, ma il problema è che ci sono queste splendide bimbe e una piccolissima. Allora, cosa vuoi dire? Cosa è successo? Come mai ti trovi in questa situazione? Ho sempre trovato le persone sbagliate e mica so contraria all'aborto. Ho sempre creduto nelle favole, che una persona mi dasse il possibile e mi ha fatto muovere il lavoro e alla fine mi sono ritrovata sola e tradita. Però il problema è che le conseguenze le pagano. Le pagano loro e io sto cercando di far di tutto per non fargli mancare niente. Cosa vuoi dire tu a questa mamma? Dimmi, cosa vorresti dire alla mamma? Non lo so. Pensaci. Non lo so. Pensaci, qualcosa devi dire a questa mamma. Cosa stai provando? Niente. Sei preoccupata perché tu mi hai detto la prima volta io voglio rimanere assieme alle mie sorelle e alla mia mamma. Allora cosa vuoi dire? Non lo so. Hai paura di essere divisa? Hai questa sensazione? Che ti portino via le tue sorelle? Perché hai questa sensazione? Non lo so. Ma chi è che ti fa venire questo problema? È la mamma? Qualcuno, qualche amico che ti dice qualcosa? No.
E come mai allora hai questa paura, tesoro? Chi è che ti fa venire questa paura? Non lo so. Però ce l'hai? Ma lo sai che c'è la Mirella? Sai che questo non lo accadrà mai? Perciò io ti dico di stare tranquilla, non devi avere questa paura, perché non succederà questo, assolutamente, anzi cercheremo di dare la possibilità alla mamma di trovare un lavoro. Tu dovrai essere brava, perché dovrai fare un po' la mamma delle tue sorelle, perché 10 anni, e se mamma va a lavorare devi aiutarla anche tu, perché io so che la mamma ha detto che tu sei molto brava, sei timida, ma sei brava. A scuola come è andata? Bene. Sei stata promossa? Cos'è la materia che ti piace di più? La storia. La storia ti piace? E che tipo di storia? Cos'è che ti piace studiare? I romani. I romani ti piace studiare, avete sentito? E adesso dimmi il regalo che tu vuoi, perché io so che tu desideri un regalo. La casa delle Barbie. La casa delle Barbie. Allora la prossima volta io ti prometto che ti porto la casa, perché te lo meriti proprio, la casa delle Barbie. Va bene signorina, farai la brava? Mi raccomando con questa mamma. E se c'è qualcosa devi chiamare la Mirella, ok? Mi prometti che mi chiami? Sì. Ecco, questa è l'altra bimba bella. Allora, l'altra volta io ti ho portato le bamboline. Questa volta cosa vuoi? Il fenicottero. Qual è il fenicottero? Cosa fai col fenicottero? Andare in spiaggia e dormire. E dormire sul fenicottero? Sì. Ma dai? E come ti è venuta questa idea di sto fenicottero? Perché l'ho vista mia sorella piccola. Hai capito, perché l'hai visto la sorella piccola, allora anche tu vuoi il tuo fenicottero? E allora porteremo il fenicottero. Ma perché abbracci la Mirella così tanto? Vuoi bene alla Mirella? Sì. Quanto bene vuoi alla Mirella? Tanto, lei vuole tanto bene alla Mirella. Vai. Tu sei stata brava a scuola? Sì. Stata promossa? Sì. E allora per bene il fenicottero arriva. Cosa chiedi soprattutto? Di cosa hai bisogno, oltre alla macchina? Un lavoro? Un lavoro che è almeno fisso, un contratto di lavoro. Ma con le bambine come facciamo? Io so che tu hai problemi, nessuno ti tiene. Sì, perché per carità la nonna, ma saltuariamente perché non ce la fa fisicamente. 3 sono tante. E tu hai bisogno proprio di aiuto? Sì. Cosa vuoi dire alla grande famiglia di Rete Veneta? Un grazie infinite per l'aiuto che mi state dando. Un grazie infinite. E spero che soprattutto non mi separano dalle mie bambine. Questa è la situazione ad oggi. Quanti ne abbiamo oggi? 20 luglio 2020. Sono le nostre famiglie venete. Lei è veneta e le bambine sono venete. Chi di dovere capisca, visto che dite aiutiamo prima i veneti.